Allora, buongiorno a tutti per questa sessione pomeridiana, quindi direi di dare subito inizio ai lavori. La professoressa Montanari ha già dato indicazioni operative, i tempi saranno abbastanza contingentati. Vedo che il programma della mattina è stato intenso, ma il pomeriggio non è da meno. Diciamo che abbiamo parecchia carne al fuoco e diciamo gli ingredienti che vedo dagli interventi vostri sono molto interessanti e vanno dallo Stato di diritto alla rule of law, tutela dei diritti, concetto di condizionalità, quindi direi che tanti elementi di riflessione abbiamo. Penso che verrà coltivato, gli interventi sono molto vari e molto qualificati, credo che verrà coltivato in parte, visto che si parla di Stato di diritto, il profilo storico, cronologico, almeno per cenni, conoscendo almeno qualcuno dei relatori. Sicuramente verrà coltivato il profilo comparatistico, quindi tutti questi concetti visti anche in una dimensione orizzontale. Poi, da ultimo, last but not least, come si dice, anche il profilo sovranazionale verrà adeguatamente trattato. Direi che è una prospettiva kelseniana, poi il profilo sovranazionale anzi dovrebbe venire per primo e giustamente non è stato trascurato dagli organizzatori. Quindi si parlerà molto di Stato di diritto e credo sia una cosa molto opportuna farlo, e credo che sullo sfondo ci saranno tante cose, ci saranno due matrici, diciamo, del concetto proprio di Stato di diritto. Da una parte il concetto così europeo continentale, se vogliamo, quello che si fonda sul rapporto tra legge e pubblica amministrazione, e dall'altra parte invece quello, lo dico con qualche imbarazzo vicino a Justin Frosini, quello di matrice anglosassone, che fa leva invece molto sul collegamento tra la legge e la tutela dei diritti. E ancora sullo sfondo ci sarà, credo anche, questo non lo riesco a, diciamo così, carpire, ecco, dai titoli del vostro intervento, ma mi auguro che venga fuori il rapporto tra Stato di diritto e giurisdizione, rapporto che per esempio Waldron ha molto rimarcato e credo che sia molto importante, un legame un po' più indiretto però ugualmente significativo. Quindi direi qui abbiamo tanti ingredienti della grammatica del costituzionalismo, come quel bel libro curato da Caruso e da un'altra collega di Bologna, e in effetti qui siamo proprio la grammatica del costituzionalismo, quindi siamo tutti pronti a imparare, però con i tempi contingentati. Con Iuicio, 10 minuti, massimo 15, quindi sarò piuttosto inflessibile. Quindi cedo la parola subito alla collega Arianna Angeli, Università Statale di Milano, la quale comincerà subito. Abbiamo già evocato il concetto di condizionalità legata al rispetto dello Stato di diritto e la riforma del regime disciplinare dei giudici in Polonia. Questo è l'oggetto. Grazie Presidente, grazie alla professoressa e agli organizzatori per avermi invitato qui oggi. Nel mio intervento, nella mia breve presentazione, vorrei proporre qualche riflessione su un argomento di attualità, partendo da un argomento di attualità, ovvero l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza della Polonia all'inizio del mese. La mia presentazione sarà divisa in 3 parti molto rapide. Una prima parte dedicata a qualche considerazione di contesto, per il contesto nel quale viene approvato questo documento, che ricordiamo è stato presentato più di un anno fa e approvato solo la prima settimana di giugno di quest'anno. Poi andrò ad analizzare rapidamente il contenuto, i punti principali che vengono fissati all'interno del piano, e infine le riforme che sono state approvate dalla Polonia per cercare di
soddisfare i requisiti, le milestone che sono stati indicati dal Paese nel proprio piano di ripresa e resilienza. Come dicevo, è una situazione particolare quella nella quale si trova la Polonia, che dal 2015 sperimenta una regressione democratica particolarmente grave, definita come democratic backsliding, regressione, democratic retrogression. Il punto è che l'ordinamento costituzionale polacco di fatto è risultato deformato nel corso degli anni. La crisi ha avuto inizio era definita come una crisi costituzionale sulla selezione dei giudici del Tribunale Costituzionale, poi invece ha assunto una portata molto più sistematica, quindi è andato a interessare la legge sui media, sul procuratore generale, diritto di riunione, di associazione, fino ad arrivare al 2017 con l'approvazione del famigerato pacchetto giustizia, termine colloquiale con il quale si fa riferimento a 3 leggi che riformano integralmente il sistema giudiziario polacco. Quindi la legge sulle corti comuni, approvata nel luglio del 2017, che abbassa l'età pensionabile, quindi di fatto realizza una sorta di epurazione nelle corti comuni. E poi le 2 leggi ancora più importanti approvate nel dicembre del 2017 sul Consiglio nazionale della magistratura e sulla Corte Suprema. Il Consiglio nazionale della magistratura è un organo di autogoverno della magistratura, tra l'altro la cui struttura era proprio ispirata al modello italiano, se vogliamo, che è stato integralmente riformato soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di selezione dei suoi membri e soprattutto di quei membri, dei membri togati, che secondo la legislazione precedente erano selezionati dai giudici, tra i giudici, a seguito della riforma sono invece selezionati dai membri del Sejm, quindi dalla Camera Bassa del Parlamento polacco a maggioranza semplice. Quindi i giudici sono selezionati tra i giudici, ma di fatto con il consenso della maggioranza di governo. Quindi l'organo di autogoverno della magistratura in Polonia è di fatto sotto il controllo della maggioranza di governo. A questa è poi seguita anche, è stata approvata lo stesso giorno anche la nuova legge sulla Corte Suprema che istituisce 2 nuove Camere, ve ne erano 3 in passato, quella civile, quella penale e quella del lavoro, ne sono state istituite altre 2, quella disciplinare e quella del controllo straordinario. I membri delle 2 nuove corti sono stati selezionati dal Consiglio nazionale della magistratura, quindi di fatto da un organo sotto il controllo della maggioranza di governo. In questo contesto alcuni giudici polacchi si sono rifiutati di rispettare quanto stabilito dalle leggi contenute nel pacchetto giustizia. Questi giudici sono stati, innanzitutto hanno avuto un durissimo scontro col ministro della giustizia, che in Polonia è anche procuratore generale, Ziobro, e oltretutto sono divenuti oggetto di continui procedimenti disciplinari, ma anche di procedimenti penali. Quindi, con le accuse più disparate, alcuni giudici che si erano permessi in pubblico, lasciatemelo tra virgolette, di criticare l'operato dell'esecutivo, sono divenuti oggetto di procedimenti per la maggior parte penali. E il caso principale è quello della giudice Beata Morawiec, ma anche quello di Igor Tuleja. Sono 2 casi molto molto controversi. Questo ha portato dunque dei giudici a ribellarsi, a chiedere, ad attivare il meccanismo previsto dall'articolo 267 TFUE per chiedere alla Corte di Giustizia se un organo che non si poteva ritenere indipendente potesse continuare a operare in Polonia. Da qui ha avuto origine anche uno scontro tra le autorità polacche, tra la maggioranza di governo e le autorità europee. Scontro che analizzato in tutte quelle sentenze mirabilmente citate dai colleghi questa mattina. Ed è questo il contesto nel quale viene approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza polacco, un contesto nel quale non sono intervenute riforme rispetto a quanto era accaduto nel 2017. Sì, ci sono stati dei tentativi, ma il Paese di fatto non si è mai conformato alle richieste delle istituzioni europee. È tuttavia cambiato il contesto internazionale. La Polonia oggi è un paese strategico nel contesto del conflitto in Ucraina, della guerra di aggressione della Federazione di Russia contro l'Ucraina. Non solo è un partner importante per la NATO, ma è anche un paese che si è impegnato a gestire un flusso di migranti
di un notevole rilievo per dare la misura del numero di rifugiati che ci sono in Polonia, che viene aggiornato sulla stampa polacca di giorno in giorno. Sono più di 4 milioni di ucraini che si trovano oggi in Polonia, in un paese di 37 milioni, di quasi 38 milioni di abitanti. Abbiamo superato di molto il 10%. Quindi, e il paese in pochi mesi si è dimostrato in grado di gestire questi flussi migratori. Quindi questo è il contesto nel quale viene approvato il piano. Cosa prevede materialmente? È un piano da 35 miliardi di euro, in parte in finanziamenti diretti, in parte in prestito, prevalentemente destinati alla transizione energetica e a quella digitale, ma soprattutto all'interno del piano vengono indicate tra le milestone degli obiettivi precisi. Vengono richieste delle riforme. Vengono indicate proprio le riforme che il Paese si impegna ad approvare prima di poter beneficiare dei fondi. Quindi nella milestone 1 si indica la riforma della Camera disciplinare, nella milestone 2 la riforma di tutti quei procedimenti disciplinari che avevano colpito i singoli giudici, quindi la possibilità di rivedere le decisioni relative ai procedimenti disciplinari contro i singoli giudici, e infine la terza è un meccanismo ex post che va a verificare che le riforme di fatto abbiano trovato attuazione. Quindi il piano polacco troverà attuazione in 5 fasi prevalentemente. La prima è già passata, è l'approvazione della Commissione, nonostante alcuni commissari abbiano sollevato delle obiezioni. La seconda è stata, perché è già intervenuta, l'approvazione del Consiglio europeo. La terza è in corso perché la Polonia ha approvato le riforme che entreranno in vigore il 15 luglio di quest'anno, e poi ci sarà un meccanismo di controllo da parte della Commissione che dovrà valutare le riforme introdotte dalla Polonia prima che i fondi vengano concretamente trasferiti al Paese. E proprio qui vorrei arrivare ai contenuti della riforma. Il 9 di giugno è stata approvata una legge che emenda la legge sulla Corte Suprema. Questa legge prevede che la Camera disciplinare cesserà di esercitare le proprie funzioni dal 15 di luglio, dal giorno dell'entrata in vigore della legge. Quindi la famigerata Camera disciplinare finalmente cesserà di operare. Questa Camera viene sostituita da una Camera di responsabilità professionale. Quindi per trovare soluzione alla questione della Camera disciplinare viene sostituito l'organo con un nuovo organo. Viene previsto un meccanismo di selezione estremamente particolare perché si tratta di 11 membri che verranno nominati dal Presidente della Repubblica tra 3 candidati per ciascuna posizione estratti a sorte. Quindi un meccanismo abbastanza curioso che almeno molto particolare, non l'ho visto in molti casi. Quindi per ogni posizione 3 candidati e il Presidente dovrà scegliere tra questi 3 candidati, almeno da quello che mi pare di capire dal testo. È un meccanismo particolare, però se si considera le epurazioni che hanno subito, passatemi il termine, le epurazioni, comunque la semplificazione o comunque la modifica della composizione degli organi del potere giudiziario in Polonia, appare evidente che su 3 candidati è anche abbastanza probabile che ce ne sia uno che sia più in linea con le posizioni della maggioranza di governo rispetto agli altri 2. Quindi già questo può essere individuato come un punto preoccupante. Nella legge, inoltre, il secondo punto che viene affrontato è quello delle decisioni disciplinari contro i singoli giudici. Si consentirà dunque ai giudici di presentare ricorso contro queste decisioni entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. In questo modo si è tentato di rispondere a tutte quelle criticità che nei mesi passati, anzi ormai negli anni, erano state evidenziate dalle istituzioni europee. Quello che appare però evidente da un'analisi un po' più generale di questo testo, che io ho commentato così nel dettaglio, che forse meriterebbe un po' più di tempo, è che il Paese sembra aver fatto il minimo, non il minimo indispensabile, sembra non essersi nemmeno mosso in direzione delle richieste formulate dalle istituzioni europee. Questa almeno sembra essere una posizione anche condivisa da una parte della dottrina polacca che non è allineata comunque con la visione della maggioranza di governo, perché è vero, formalmente il testo sembra venire incontro alle richieste delle istituzioni europee. Materialmente poi se si va a vedere come funzionano questi meccanismi ci si rende conto che
non consentiranno alla Corte Suprema di tornare ad essere un contropotere rispetto alla maggioranza di governo. Quindi, per tornare al titolo di questo incontro organizzato in 2 giorni, se l'obiettivo è quello di concludere questa frase con "We the people of the United Europe do order and establish the Constitution in order to form a more perfect union", se l'obiettivo dovesse essere di questo tipo, l'Unione Europea in questo momento non sembra muoversi in questa direzione, sembra condizionata da uno stato di eccezione legata a un conflitto armato. Ecco. Quindi a una situazione di non normalità legata a una situazione di emergenza, in questo caso bellica, che fa seguito a un'emergenza pandemica. Grazie. Visto che ha rispettato benissimo i tempi, volevo solo chiedere, non so se era rimasto tra le righe, ma il Consiglio nazionale disciplinare conosce solo membri togati o anche membri non togati? Qual è la composizione? Allora, ci sono membri di diritto, tra cui il primo presidente della Corte Suprema e il presidente della Corte amministrativa, che però con le norme sulla pensionamento anticipato dei giudici sono stati sostituiti. Poi ci sono dei componenti di diritto che vengono eletti, 4 membri del Senato e 4 membri del Sejm, eletti dalle rispettive Camere, di conseguenza sempre sotto il controllo della maggioranza di governo, almeno fino alle elezioni del 2019, perché al Senato c'è una maggioranza differente, e poi ci sono gli altri membri, che se non sbaglio sono 18, ma non vorrei dire la maggioranza. La maggioranza sì, sicuramente, okay. Un'ampia maggioranza, che sono invece questi nuovi membri togati, ma selezionati dal Sejm, che è un elemento che sicuramente peculiare dell'ordinamento. Distonia. Va bene, quindi grazie. Quindi in effetti la matrice era quella del nostro CSM in qualche modo. Ok, grazie di questa precisazione. Non vedo domande, eventualmente qui domande qui in sala ce le riserviamo per dopo, quindi proseguiamo con la professoressa Monica Bonini, Università di Milano Bicocca. Qui è scritto in caratteri impossibili: il principio dello Stato di diritto nell'Unione Europea, un difficile percorso tra rivendicazione della identità costituzionale e affermazione della condizionalità. Prego. Allora, grazie Presidente, e solo un secondo per ringraziare la professoressa Montanari e tutti gli organizzatori che mi hanno dato la possibilità di essere qui oggi, e ovviamente i relatori che mi hanno preceduta. Lo dico non per clausola di stile, ma perché così ho imparato davvero tanto stamattina, e lo farò sicuramente anche grazie a chi potrò ascoltare dopo, e ad Arianna che ho ascoltato adesso ovviamente. Dunque, il mio tema è questo: ragionare sui principi dello Stato di diritto, ora rule of law, all'interno di un percorso che si deve confrontare necessariamente con, da un lato, il tema della condizionalità, dall'altro il tema della, emerso già stamane, identità costituzionale. Per fare questo io provo a dividere questi pochi minuti in 2 parti. Una prima parte che, dico io per prima, in qualche misura è scontata, cioè vorrei tornare alle radici, alle origini della nascita di questi principi e del modello in realtà di Stato che li accompagna, per provare a riflettere sulle origini della debolezza di quei principi all'interno dell'Unione Europea. La seconda parte invece è dedicata a ragionare sulle difficoltà contemporanee attuali, quindi quelle che da un lato vengono appunto dalla rivendicazione dei principi illiberali o che vengono dalla rivendicazione dell'identità costituzionale. Non richiamerò, ma ovviamente rinvio la parte scritta, ma la riconoscerete. Gli studiosi di riferimento per tutto quello che dirò sono da un lato De Vergottini, McIlwain, piuttosto che Matteucci, che per me torna ad essere un riferimento assolutamente fondamentale, e tutta quella parte di studiosi, alcuni sono anche qui presenti, anche fra i più giovani, che tanto hanno commentato, ad esempio, le sentenze del Bundesverfassungsgericht. La prima parte. Ora, fino a un determinato momento storico noi sappiamo che negli studi di diritto comparato il modello democratico di stampo liberale era inteso come la forma politica naturale di ogni Stato nella comunità internazionale. Tutte le forme diverse da questa, De Vergottini lo ricorda molto bene,
erano delle deviazioni, osservate addirittura come delle degenerazioni rispetto al modello originario, e quindi il punto di vista privilegiato di osservazione del modello, chiamiamolo così, di Stato, la comunità internazionale, ha sempre privilegiato una certa area geopolitica, cioè quella dell'Europa occidentale, del Nord America e per parte sua della Gran Bretagna e del Regno Unito d'Irlanda. Quindi comunque un mondo molto diverso da quello che osserviamo oggi. Questo significa che cosa? Che un'area geografica è diventata area geopolitica negli studi di diritto comparato, è diventata poi area giuridica e poi ha fatto un salto di qualità straordinario, è diventata un'area costituzionale. Io mi sono molto rivista e ho apprezzato profondamente la relazione di Alessia Cozzi di stamane, perché dà, come posso dire, già le fondamenta a questo percorso che ho riassunto in pochissime parole. Ma dall'area geografica all'area costituzionale di mezzo c'è tutto quello che lei ci ha spiegato stamane. Quando si incrina questo quadro per la prima volta? Dobbiamo tornare alla Prima Guerra Mondiale, si affaccia sullo scenario internazionale l'Unione Sovietica, quindi non esiste più soltanto il modello di stampo liberale, quel modello democratico, esiste almeno anche quello socialista o sociale, a seconda delle definizioni. C'è anche la decolonizzazione, quindi la conseguenza è, ed De Vergottini ovviamente da maestro par suo lo ricorda chiarissimamente, negli studi di diritto costituzionale comparato non si ha più un unico modello di Stato, sorvolo su quello autoritario che entra poco in questo discorso. Che cosa succede? L'Unione Europea oggi, le allora comunità economiche europee, però su quel modello democratico di stampo liberale sono articolate. Gli articoli 2 e 3, il 4, il punto secondo, ma anche il 6, sono il frutto di quella visione geografica, geopolitica, giuridica, costituzionale. Quindi è chiaro che nel momento in cui storicamente, l'appiglio che dava il Presidente prima di questa sessione, i modelli costituzionali socialisti passano progressivamente, sotto un profilo formale almeno, si avvicinano, diciamo, a quelli liberali, forse si pensa che la migrazione delle idee costituzionali, la cross-fertilization, siano fenomeni che sono arrivati a compiutezza e di conseguenza ci si illude, non vedo Francesco, ma mi ricollego anche a quanto lui diceva stamane, l'adesione è possibile, adesso ti ho visto, l'adesione è possibile perché? Perché adesione fondata su una, perdonate il gioco di parole, illusione. Adesione fondata sull'idea che quel modello democratico, grazie a questa migrazione delle idee costituzionali, sia condiviso da tutti. E addirittura, e qui cito perché, lo studioso perché voglio che si capisca bene che cosa intendo dire, si riconosce una sorta di sovrapposizione fra principi dello Stato di diritto, una chiosa, Stato di diritto, rule of law, Rechtsstaat, état de droit non significano la stessa cosa. È un poco una forzatura necessaria, ma non significano la stessa cosa. Habermas dirà, ma quando semplifico, visto il tempo, quando ci sono questi principi c'è democrazia, quindi tutto sommato se c'è un fenomeno c'è l'altro. Questa confusione viene data per scontata. Si incrina a questo punto l'idea che la rule of law, perché non è lo Stato di diritto, è la rule of law nell'Unione Europea, io credo almeno, poi magari Justin mi correggerà, ad un certo punto però si incrina l'idea, la speranza, l'illusione, chiamiamola come vogliamo, che possa essere questa il collante del futuro dell'integrazione europea, il pilastro, quando Orban ovviamente rivendica il suo diritto a dire già solo, politicamente, noi siamo uno Stato illiberale, non ci riconosciamo esattamente nei principi liberali che caratterizzano l'Unione Europea. Sta sfidando l'articolo 2 e l'articolo 3. Sta sfidando l'articolo 4 al comma secondo? La mia risposta è sì, ma non perché lo sfida lui, perché quel comma secondo è ancorato a quella evoluzione che descrivevo all'inizio della relazione. Quindi forse manca qualcosa all'Unione Europea, forse bisogna riragionare sull'idea di allargamento. Il professore che ha dato una visione straordinaria antropologica
Sì, Gasparo. Come posso dire, ci ha spiegato che cosa potrebbe significare accogliere il diverso. Noi sappiamo che però si tiene come Stato a vocazione federale, come Unione, scusatemi, a vocazione federale quando si limita il diverso. In ogni caso, si incrina di fronte a questo e la domanda è, salto alcune parti perché rischio di rendere poco chiaro il discorso, al limite le riprendo dopo, come può rispondere l'Unione Europea? Di fronte al rischio dei principi illiberali, più che gli Stati vorrei rimanere sui principi, come può rispondere? Il modo, diciamo così, più indolore, il dialogo fra le corti. Ora io da qualche tempo mi chiedo se le corti dialoghino o con molta eleganza, in punta di fioretto, si sfidino. Non vedo molto dialogo. Però potrebbe essere un modo. Grazie al rinvio pregiudiziale si arriva a un punto di compromesso per cui si dà un'interpretazione talmente ricca e creativa che io capisco quello che voglio capire, Corte di Giustizia, tu capisci quello che vuoi capire, Corte Nazionale, abbiamo trovato il compromesso. Secondo profilo. L'Unione Europea ha uno strumento e qui Ivan poi interverrà dopo, ma di chiara matrice internazionalistica, la condizionalità. Io la condizionalità, devo dire, l'ho studiata alla luce di quello che ha detto la scienza della politica. Gli scienziati della politica sono molto concreti sotto questo profilo e dicono ai giuristi: è inutile che vi arrovelliate su come si fa a far affermare i principi dello Stato di diritto, separazione dei poteri, diritti fondamentali, perché l'unico strumento che capisce chi li viola è quello del denaro. Li violi, non hai più linee di credito, pagamenti, tutto quello che potresti far gravare sul bilancio dell'Unione. Fine. La condizionalità serve a questo e la condizionalità è la risposta, anche qui riprendo le fila dei discorsi di stamane, al cattivo funzionamento dell'articolo 7 del Trattato sull'Unione Europea. Sempre gli scienziati della politica ci dicono l'articolo 7 del Trattato non funziona perché? Per una questione politica, perché io Stato ho paura che nel momento in cui veramente lo applico un domani potrebbe toccare a me, perché poi ci sono macroscopiche violazioni dei principi dello Stato di diritto, ma ce ne sono anche altre, forse non così macroscopiche, ma perché non macroscopiche, sto pensando all'Italia sinceramente, ripetute e sistematiche. Quindi se io pulisco la Polonia e l'Ungheria, il prossimo posso essere io. Terzo, e questa è l'unica risposta che a me viene confortata da quanto diceva il professor Gasbarro stamattina, è: io di cosa ho paura come Stato che si vuole riconoscere nei principi illiberali? Dell'articolo 7 dell'Unione Europea, della condizionalità dell'Unione Europea, che chiude, sarò volgare, perdonatemi, i rubinetti. Ho paura dell'imperialismo russo, visto che lo sto toccando con mano. Ho paura dell'imperialismo russo. Per imperialismo intendo proprio creazione di un impero con un centro e dei satelliti intorno. E la risposta, io non ce l'ho da giurista, credo che sia questa politica. Secondo problema, quello che secondo me invece è molto più grave e molto più complesso, la giurisprudenza costituzionale sulle identità costituzionali. Scusate, aggiungo, ripeto, noi siamo concentrati tutti sulle sentenze del 16 febbraio del 2022, ma una settimana dopo scoppia il conflitto russo-ucraino. Quindi c'è un prima e un dopo quelle sentenze e io non riesco più a leggere quelle sentenze senza pensare al 22 febbraio invece che al 16. Secondo profilo, giurisprudenza costituzionale sulla identità costituzionale, che non nasce, Pietro Faraguna ce l'ha già ricordato stamane, nei paesi illiberali, ma nasce in Germania. Questo è l'ostacolo più difficile che io credo, mi assumo la responsabilità di quel che dico, mette l'Unione Europea davvero in difficoltà. Per quale motivo? Stefania Nenatti ci diceva, questa giurisprudenza costituzionale cosa fa? Dà un peso particolare, identità costituzionale, alla revisione costituzionale. Io temo, leggendo e rileggendo, non soltanto le storiche, diciamo così ormai, anche se abbastanza recenti, sentenze del Bundesverfassungsgericht tedesco, ma anche quella dell'anno scorso, che i giudici costituzionali tedeschi si siano spinti a dare una definizione dell'identità costituzionale che mette insieme
La Ewigkeitsklausel, quindi i principi intoccabili sulla revisione costituzionale, il principio democratico, i diritti fondamentali, ma l'abbiano messe insieme questa non è semplicemente un'interpretazione congiunta di diverse disposizioni, non inorridiscano i giuristi, è quasi un'opera costituente, cioè arrivano oltre il nucleo duro. E allora, di nuovo la domanda, cosa può fare l'Unione Europea rispetto a questo fenomeno? Io credo che l'Unione Europea, ci riflettevo mentre appunto anche il professor Gargiulo interveniva chiedendo le differenze rispetto a uno Stato federale e Pietro Faraguna parlava secondo rinvio pregiudiziale, articolo 4,2 applicazione. Io non credo che questi siano gli strumenti. Lo strumento, ed è per questo che la giurisprudenza costituzionale sull'identità costituzionale è la più pericolosa, ma quella tedesca, non quella polacca e ungherese, perché in realtà o ha già al suo interno la risposta o non è una giurisprudenza superabile. Mi spiego. Per la prima, ne parlavamo con l'altro collega stamattina, nel pomeriggio, per la prima volta nella storia di questa infinita serie di sentenze dove il Bundesverfassungsgericht sfida un po' la Corte di Giustizia perché vuole sempre l'ultima parola, perché la corregge addirittura, la sentenza del 5 maggio 2020 è una sentenza che ha dell'incredibile se riletta anche oggi, ma è ben consapevole di questa sfida, sostanzialmente è ben consapevole del fatto che quell'interpretazione dell'identità costituzionale pone un argine che significa solo una cosa: tu governo non puoi più partecipare ai negoziati per i futuri trattati sull'Unione, con un'interpretazione così pesante dell'identità costituzionale, tu Parlamento non li puoi ratificare. Se lo fai, devi essere consapevole che ci vuole una nuova decisione costituente. Qui azzeriamo tutto e rifacciamo tutto da capo, che è impossibile, ovviamente. Però il freno è il dibattito tedesco si è proprio spaventato di fronte alla sentenza del 5 maggio del 2020 per questo. Che cosa fanno? C'è un appiglio che per me è fondamentale, mentre ho visto praticamente non è stato menzionato né nel dibattito tedesco né in quello italiano. Nella sentenza invece, attenzione, poco tempo fa, perché noi siamo in attesa di un'altra risposta a una Verfassungsbeschwerde che arriverà nell'arco di 2 anni, più o meno, 1 e mezzo forse se siamo fortunati, o sfortunati, dipende dall'esito della sentenza ovviamente, perché è stata impugnata inizialmente la legge federale di ratifica sulle risorse proprie, dicendo che appunto violava l'identità costituzionale tedesca. La Corte, il Bundesverfassungsgericht, ha risposto dicendo no, si può ratificare al momento, ma al tempo stesso ha detto però accetto il ricorso costituzionale che mi dice che la decisione sulle risorse proprie, tradotto il Next Generation EU un domani, viola l'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, è un atto ultra vires, sempre al binomio identità nazionali, atto ultra vires noi siamo. E allora insorge il mondo politico, il dibattito proprio, sì lo so, sto finendo, giuro, in Germania, perché ovviamente di fronte al disastro economico pensare di non ratificare quella legge, insomma, aveva un notevole peso. Allora, nella sentenza con la quale poi, nell'atto con il quale poi dicono noi faremo decisione sulla Verfassungsbeschwerde, dicono una cosa totalmente nuova, mai detta prima. Noi faremo sentenza sì, ma nel rispetto del principio di separazione dei poteri. Io ti posso dire, Corte Costituzionale, cos'è l'identità costituzionale e come si rischia di violarla. Poi, siccome rispetto per la prima volta in anni, ma il principio di separazione dei poteri, sarai tu, potere politico, a decidere. L'appiglio contro, passatemi l'espressione, l'identità costituzionale è il principio di separazione dei poteri rispettato. È l'unico che argina le corti costituzionali, io non ne vedo un altro. E quindi, e chiudo, l'Unione Europea, ente sui generis, a vocazione federale, in fieri, chiamiamolo come lo vogliamo, la rule of law è l'appiglio, no? Per tentare di ibridare e armonizzare i modelli. La condizionalità serve all'Unione Europea perché è l'unico strumento che ha per fare quello che se fosse uno Stato federale potrebbe fare, ma non può farlo, e il nodo
tragicamente risolutivo è uno: l'Unione Europea si sviluppa a salti, ogni crisi è un salto verso un passo avanti. E qui torno a quanto diceva il professor Gasbarro: o il timore del conflitto russo-ucraino diventa il motivo per superare, grazie a questo escamotage del principio di separazione dei poteri, le rivendicazioni nazionali o nazionalistiche, o ci fermiamo qui. Mi fermo qui anch'io. Bene, grazie anche per i tempi che alla fine non lo so, poi non ho più sono stati rispettati, però diciamo che le tematiche erano particolarmente di ampio respiro. Adesso noi avremo la professoressa Angela Di Gregorio, che però è da remoto. Buon pomeriggio a tutti. Eccoci, la professoressa Angela Di Gregorio, Università Statale di Milano, ci parlerà di Rule of Law e costituzionalismo in Europa, tra regressioni liberali e allargamento ai paesi della Eastern Partnership. Quindi ti cedo immediatamente la parola. Grazie a tutti voi, grazie soprattutto alla cara collega e amica Laura Montanari per questo invito. Mi spiace di non essere con voi, ma purtroppo si sovrapponevano troppi convegni e impegni. Dunque, rispetto al titolo qui indicato, io forse dirò qualcosa di leggermente diverso, perché poi da quando ho dato questo titolo ho riflettuto un po' su altre questioni che comunque sono inerenti, coerenti con quanto detto nel titolo. In particolare vorrei prendere spunto da quello che è accaduto al Consiglio europeo del 23 e del 24 giugno, che ha, come sappiamo, l'ha ricordato anche la professoressa Montanari stamattina, che ha attribuito lo status di paese candidato ad Ucraina e Moldova, con la possibilità di attribuirlo anche alla Georgia in futuro a certe condizioni. E alla luce di questa novità, che era attesa, ma comunque rappresenta una novità rispetto a qualche mese fa, vorrei fare qualche riflessione appunto che riguardi questi tre paesi, che sono tutti e tre paesi della Eastern Partnership, e riflessione soprattutto sull'Ucraina, in relazione sia alla condizionalità democratica che più in generale alla loro condizione costituzionale e politico-costituzionale. Quindi vorrei fornire qualche spunto, al momento in realtà non molto strutturato, perché ci sto ancora riflettendo, su come si pongono questi paesi, in particolar modo l'Ucraina, dal punto di vista della condizionalità democratica europea e in particolare al requisito della rule of law, ma anche come si pongono dal punto di vista dei modelli politici e costituzionali da cui sono influenzati sia attualmente che nella loro storia recente. In effetti questi tre paesi si pongono appunto in un contesto particolare, si pongono al crocevia tra diverse stagioni e forse anche diverse categorie di condizionalità democratica e si pongono all'intreccio di diverse culture politiche e costituzionali e quindi porranno per il futuro una ulteriore sfida notevole al processo di allargamento di cui si faceva cenno questa mattina. Quindi la domanda dei tre paesi e successiva attribuzione dello status di candidatura a due di questi apre una serie di preoccupazioni. Si pone nel contesto di una serie di preoccupazioni già esistenti riguardo alla rule of law e alla condizionalità e ne aggiunge, a mio avviso, di nuove. Perché da un lato abbiamo quale prospettiva? Gli errori causati dall'ultimo allargamento nelle sue diverse tranche, quindi 2004, 2007 e 2013,
che vedono poi timori mai sopiti negli ultimi anni di un ulteriore indebolimento della situazione della rule of law in alcuni di questi paesi di recente ingresso. Come si vede dalla conferma del successo del Fidesz, della coalizione Fidesz cristiano-democratici alle ultime elezioni ungheresi, che ulteriormente hanno consolidato questo modello illiberale di cui si è appena parlato. Quindi questo è una prima preoccupazione, quindi ultimo allargamento e quindi recente condizionalità in questi paesi. C'è poi il timore di un indebolimento, di una debolezza strutturale o se non addirittura di un ulteriore indebolimento della rule of law nei candidati di più lungo corso, quindi sono i Balcani occidentali. So che se ne parlerà domani mattina, ma io farò soltanto qualche riferimento estemporaneo. Come si legge nel Enlargement Package del 2021, in cui lo scorso autunno la Commissione europea ha presentato appunto la sua valutazione sulle relazioni annuali nell'ambito del processo di allargamento dei Balcani occidentali alla Turchia, e dai quali emerge che la situazione della rule of law è molto fragile in questi paesi. E a queste due situazioni problematiche, quindi dei nuovi membri e dei candidati già in essere, si aggiungono i timori per la situazione della rule of law nei nuovi candidati, per i quali si apre appunto l'interrogativo sul loro percorso di condizionalità. Al momento non si sono stabilite delle condizioni speciali per il progresso della candidatura dei due paesi anche se abbiamo appunto i report, le prime valutazioni pubblicate dalla Commissione il 17 giugno. E ci si può legittimamente chiedere quale sia la situazione della democrazia, rule of law, democrazia, diritti umani, diritti delle minoranze, per restare ai criteri politici di Copenaghen, in questi tre paesi che a volte, a mio avviso, per motivi politici e geopolitici, vengono frettolosamente riportati alla situazione di vere democrazie. Quindi le mie riflessioni riguardano appunto l'intersezione tra queste diverse problematiche, quindi i requisiti della condizionalità europea, quelli del passato, del recente passato, quelli del presente, quindi dei Balcani occidentali, e quelli futuri, con riferimento a paesi che in realtà sono paesi molto particolari, hanno diversi punti di contatto con i Balcani, quindi sono paesi o ancora in guerra, o hanno contenziosi territoriali, porzioni di territorio su cui non esercitano la sovranità da tempo, e quindi questo per un certo verso, almeno per lo scenario post-bellico, futuro post-bellico, pone un'analogia con i Balcani. Con i Balcani condividono anche problemi di storia, memoria, eredità imperiale, disomogeneità etnica, forti kin state di riferimento, ma ovviamente poi ci sono anche profonde differenze. I problemi della crisi della rule of law negli attuali Stati membri, ne parlava prima Arianna Angeli. Qui diciamo che proprio a seguito delle vicende belliche e delle ultime elezioni ungheresi si evidenzia una chiara biforcazione tra i due paesi liberali per quanto riguarda l'approccio delle istituzioni europee. Da una parte l'approfondimento dell'illiberalismo in Ungheria con la vittoria alle elezioni e un atteggiamento di tipo appunto punitivo, l'attivazione del regolamento di condizionalità da parte delle istituzioni europee, dall'altra parte invece una maggiore indulgenza nei confronti della Polonia per il motivo che, come diceva Arianna, hanno accolto e stanno accogliendo milioni di profughi dall'Ucraina, e anche per la particolarissima e particolarmente delicata collocazione geopolitica di questo paese. Ci sarebbero poi ulteriori elementi di interesse per il diritto comparato che immagino nei mesi futuri si potranno affrontare. Per motivi di tempo qui non c'è spazio. C'è con riferimento all'Ucraina il fatto che alla fine degli eventi bellici ci sarà un quadro istituzionale da ricostruire non solo con riferimento ai territori occupati, persi o ritrovati a seconda dell'esito del conflitto, ma a una serie di altri aspetti costituzionali che riguardano la relazione dell'Ucraina con la comunità internazionale, lo status di neutralità o meno, e anche con i paesi vicini, inclusa la Russia.
In relazione alle vicende belliche si aprirà anche per questo paese la delicata questione poi dei danni di guerra, le amnistie, una nuova stagione anche qui di post-conflict justice. Faccio presente che tra l'altro sia l'Ucraina che la Georgia negli anni scorsi hanno già adottato delle leggi sui territori occupati, perché appunto parti di questi territori sono occupati da tempo, dal 2014 nel caso dell'Ucraina, dal 2008 nel caso della Georgia, per prevedere delle misure di transitional justice qualora questi territori ritornino sotto il controllo dello Stato. Riguardo ai requisiti della condizionalità, ecco, quello che leggo, anche se non ho fatto uno studio approfondito, in questi report su Ucraina, Moldavia e Georgia presentati dalla Commissione il 17 giugno e come si legge però anche nei report sui Balcani, gli ultimi presentati nello scorso autunno, i problemi più grossi sono sempre gli stessi e che sono poi gli stessi che si notano nei paesi paesi membri dell'Unione soggetti alla regressione costituzionale, regressione liberale, e cioè ovviamente autonomia e indipendenza del potere giudiziario, lotta alla corruzione, libertà dei media, efficienza dell'amministrazione. Faccio qualche osservazione in più su questi report, in particolare su quello dell'Ucraina. Ovviamente la valutazione è estremamente ottimistica e un po' edulcorata rispetto a quella che presumibilmente o anche non presumibilmente possiamo immaginare sia la realtà. C'è una lettura, secondo me, retroattiva degli accordi di associazione che questi paesi avevano concluso con l'Unione, era entrato in vigore tra il 2016 e il 2017, quello più recente con l'Ucraina, in cui, mentre in passato questi accordi di associazione non erano visti come anticamera dell'adesione, anzi ci fu un problema di ratifica, mi pare, da parte dell'Olanda, o una resistenza da parte di alcuni paesi alla ratifica dell'accordo di associazione con l'Ucraina, in cui fu specificato nell'incipit proprio che non implicava una futura appartenenza, e quindi se allora la partnership non implicava la membership, nei report invece presentati il 17 giugno si vede un progresso, un avvicinamento all'acquis comunitario proprio grazie all'azione di questi precedenti accordi di associazione. Quindi si supera un po' la vecchia logica nei rapporti con i paesi della Eastern Partnership e questo ci conferma nel fatto che si tratta pur sempre di valutazioni di tipo politico. Questo doppio standard nei rapporti con i tre paesi, due in modo particolare, e con i paesi dei Balcani occidentali, chiaramente appaiono particolarmente difficili da digerire per paesi che sono dal 2003 perlomeno in avanti in un'anticamera infinita. Poi ci sono altri problemi che sono problemi che riguarderanno inevitabilmente anche la condizionalità futura, ma riguarderanno anche gli accordi di pace, cioè i problemi dell'integrità e del controllo del territorio, perché a parte il caso di Cipro, che però è un caso molto particolare, finora non ci trovavamo di fronte a situazioni di questo tipo, quindi ci troviamo di fronte appunto a paesi che, come dicevo prima, o sono ancora in guerra o hanno una situazione territoriale particolare perché non controllano il proprio territorio, e in futuro l'Unione si potrebbe trovare la guerra dentro i propri confini. Sul grado reale di preparazione e di avvicinamento agli standard europei di Ucraina, Georgia e Moldavia, ovviamente è difficile adesso fare un'analisi, però ci possiamo fare un'idea dai rapporti della Commissione di Venezia su alcuni aspetti molto sensibili nella storia di questo paese e delle relazioni anche con la Russia, cioè i problemi che riguardano il decentramento locale, l'autonomia locale, la tutela della lingua ucraina, la tutela delle minoranze e delle lingue minoritarie. E dai pareri presentati dalla Commissione di Venezia emergeva un quadro ambivalente con luci ed ombre. L'Ucraina nel 2021 è stata classificata come una democrazia elettorale dalla Varieties of Democracy Institute, oppure come un regime hybrid transitional da Freedom House, sempre nel 2021. È chiaro che qui la guerra ha resettato tutto, se però, come dicevo anche in altre occasioni, mi scuso per le colleghe che mi hanno già sentito parlare in recenti convegni, se l'Ucraina è
sicuramente questo momento emotivamente, pienamente dentro l'Europa, nella cultura, nel sentimento europeo, se non dentro l'Unione Europea, da un punto di vista tecnico, da un punto di vista giuridico e dal punto di vista costituzionale la situazione è molto più ambigua. Per concludere con la questione dei modelli costituzionali, che qui non ho in questo momento il tempo di analizzare in maniera piena, diciamo che l'Ucraina non ha delle tradizioni costituzionali consolidate come poteva averle persino la Polonia e l'Ungheria, che hanno avuto una stagione costituzionale o comunque un'indipendenza pregressa, e persino all'interno parti del territorio hanno fatto parte dell'impero asburgico, vi erano già esercizi di rappresentanza liberale all'epoca, quindi l'Ucraina anche per parte ha fatto parte dell'impero asburgico, per parte di quello prussiano, di quello zarista, però ha una statualità molto recente e quindi anche dal punto di vista costituzionale ha subito negli ultimi 30 anni, quindi dal crollo dell'URSS, degli influssi diversi. Senz'altro l'Ucraina, soprattutto in misura minore la Moldavia e la Georgia, sono quei paesi che si pongono più in bilico anche dal punto di vista dell'influenza dei modelli costituzionali tra il modello russo, che chiamerei autoritario euroasiatico, e il modello europeo, alla cui palestra si sono già formati da tempo, essendo membri del Consiglio d'Europa. Però a questo punto i modelli europei di riferimento rischiano di essere più di uno, non c'è soltanto più il modello liberal-democratico, ma c'è anche il modello illiberale che si è consolidato e tra l'altro il paese che è più vicino anche territorialmente, culturalmente, storicamente all'Ucraina è la Polonia, quindi ci auguriamo tutti che in futuro il percorso di europeizzazione in senso lato, persino dal punto di vista dell'identità costituzionale, porti questi paesi sempre più verso l'Occidente, però i retaggi del passato rischiano di condizionare ancora a lungo il loro percorso. Grazie. Allora, grazie professoressa Di Gregorio, che ci ha dato parecchi, credo, spunti di riflessione, in più è stata perfetta come tempistica, e anche a lei dico che eventualmente ci sarà poi spazio per eventuale diciamo, interventi, e quindi io cederei immediatamente la parola all'amico professor Justin Frosini dell'Università Milano Bocconi, che ci parlerà di un tema. Il Regno Unito è ancora la culla della rule of law, con un punto di domanda, se non vedo male. Esatto. Chiarifici, Justin. Ora, per accontentare Laura potrei dire semplicemente no, e risparmiamo del tempo, ma prenderò qualche minuto in più. Però, prima di tutto, voglio ringraziare Laura non solo per questo invito, ma anche per aver coinvolto sin dall'inizio il CCSDD nel progetto. Tra l'altro avremo un altro evento tra 2 settimane nella nostra Summer School, è diventato anche quello una parte di questo progetto Jean Monnet, quindi grazie anche a tutti gli organizzatori, e condivido anche quello che diceva Monica. Io stamattina ho trovato veramente molto interessanti tutti gli interventi che avevano anche una logica susseguenza tra di loro, che secondo me è stato molto interessante. Detto questo, voglio leggervi queste frasi. Siamo in presenza di una grave violazione del diritto internazionale e di conseguenza verrà diminuito lo standing del Regno Unito agli occhi del mondo. Stiamo giocando pericolosamente con la nostra reputazione internazionale. Siamo di fronte ad una violazione palese degli obblighi internazionali del Regno Unito. Questi sono commenti che sono stati pronunciati ieri alla Camera dei Comuni durante il dibattito sul Northern Ireland Protocol Bill, che è stato approvato in prima lettura con 295 voti a favore e 221 contrari. Ma questi 3 commenti non sono stati di amici di Jeremy Corbyn o qualche altro militante di sinistra, ma di Theresa May, ex primo ministro del Regno Unito, di Simon Hoare, che è il presidente della Commissione Affari nordirlandese della Camera dei Comuni, e l'ex ministro dello sviluppo internazionale Andrew Mitchell, tutti e 3 conservatori. E questo secondo me
è emblematico del momento che stiamo vivendo. Ovviamente sono stato fortunato da questo punto di vista che questa discussione è avvenuta ieri, quando ho cambiato completamente la mia relazione. Volevo partire appunto con il referendum del 2016, eccetera. Già Laura lì mi stava guardando, se mi deve parlare di tutta la storia ci metti 30 minuti, non lo farò, ma voglio concentrarmi su questo bill e utilizzarlo come simbolo di quello che sta succedendo nel Regno Unito in questo momento, perché non vi è dubbio che c'è quantomeno una crisi della rule of law nella Gran Bretagna. Perché? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un disegno di legge da parte del governo di Boris Johnson, che fondamentalmente vuole dare, notate bene, quindi c'è anche una delega nei confronti dell'esecutivo, dare potere ai singoli ministri di poter, diciamo, non applicare parte del protocollo nordirlandese. Protocollo nordirlandese che, come sapete tutti, in base all'articolo 7 dell'accordo di recesso tra Regno Unito e Unione Europea, ha un effetto diretto ed è una posizione di primazia o supremazia rispetto al diritto britannico. In altre parole, da un punto di vista pratico, potremmo discutere nei dettagli se ci sono delle differenze, ma di fatto è come se ci fosse ancora un pezzo di diritto dell'Unione Europea che si applica nel Regno Unito. E anche qui, per motivi di tempo, non vi spiego i motivi per questo. Tutto questo protocollo nordirlandese è stato necessario in modo da evitare il cosiddetto hard border tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, e in modo da rispettare l'accordo di pace del Venerdì Santo. Invece il governo Johnson, con questo disegno di legge, sta chiaramente violando l'articolo 26 della Convenzione di Vienna, dove, come sapete, si parla di pacta sunt servanda. Ogni trattato in vigore vincola le parti e queste devono eseguirlo in buona fede. Ora, ovviamente, alcuni giuristi, sia costituzionalisti che internazionalisti, si sono posti la questione se qui siamo in presenza di una di quelle condizioni previste dall'articolo 16 del protocollo, ossia quell'articolo che parla delle salvaguardie, e secondo gran parte della dottrina non lo siamo. Vi ricordo che quell'articolo parla della possibilità per l'Unione o per il Regno Unito di prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente. E il motivo per cui gran parte della dottrina dice nonché gli oppositori di questo disegno di legge dicono che qui non siamo di fronte ad un'applicazione dell'articolo 16 è perché questo articolo 16 parla del fatto che tali misure di salvaguardia sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione. Qui è evidente che questo disegno di legge, ove approvato, non sarebbe qualcosa di temporaneo, ma ovviamente duraturo. Sempre cercando di giustificare, e ovviamente questo in parte è quello che viene utilizzato dal governo stesso, dal ministro degli esteri Liz Truss e via dicendo, si potrebbe richiamare il principio generale di diritto internazionale, cioè quello di stato di necessità, ossia la possibilità di fronte ad un interesse essenziale e in presenza di un pericolo grave e imminente di poter appunto ricorrere ad una misura di questo genere. Ma come lo stesso ex primo ministro Theresa May ha sottolineato alla Camera dei Comuni ieri, è evidente che non si sta ricorrendo né all'articolo 16 né al principio generale di diritto internazionale dello stato di necessità, perché questo disegno di legge ieri è solo alla sua prima lettura. Dovrà ovviamente andare alla Camera dei Lords, dove io sono pronto a scommettere qualche sterlina
o qualche euro, dipende dalla cosa è più conveniente, che la Camera dei Lords, almeno in prima lettura, bloccherà questo disegno, quindi tornerà alla Camera dei Comuni. Quindi le previsioni sono che questo Northern Ireland Protocol Bill entrerà in vigore alla fine di quest'anno, quindi evidentemente non c'è nessuna situazione di necessità di urgenza. Anzi, aggiungo che il primo ministro Johnson sta utilizzando questo bill come una sorta di ricatto nei confronti del Democratic Unionist Party, perché dice: noi non lo approveremo in via definitiva se voi non accettate di formare un governo insieme allo Sinn Féin in base al Good Friday Agreement. Qui apro e chiudo una parentesi per chi non lo sa, ci sono state elezioni recentemente presso il Parlamento di Stormont e per la prima volta da quando c'è appunto il Northern Ireland Act 1998, lo Sinn Féin ha ottenuto la maggioranza relativa all'interno del Parlamento, e questo significa, in base a quegli accordi di pace e quel constitutional design basato sul shared government, che il First Minister dovrà essere espressione dello Sinn Féin e pertanto il vice primo ministro dovrà essere un membro del DUP, e il DUP ha già detto che non hanno alcuna intenzione di formare un governo con lo Sinn Féin. Quindi qui è evidente che il governo sta utilizzando questo come un modo per cercare a modo suo di risolvere questo problema dell'Irlanda del Nord. Ora, vedremo nei prossimi mesi, e immagino che ci saranno altri incontri dove potremo parlare specificamente di questo Northern Ireland Protocol Bill. Però tutto questo mi consente poi di tornare all'inizio e in questi pochi minuti finali per sottolineare qualcosa che ho sottolineato già in varie altre occasioni. Mi scuso con quelli che hanno già sentito questo mio ragionamento. Era evidente, e tutto quello che sta succedendo adesso è la conseguenza di una violazione della rule of law all'inizio con la Brexit. In che senso? Nel senso che la Brexit, o se vogliamo essere più precisi, l'invocazione dell'articolo 50 della TUE, era una violazione degli accordi del Venerdì Santo. Ora, so benissimo che anche la Corte Suprema del Regno Unito nel 2001 ha invece smentito questa tesi, ma io continuerò ad insistere su questo punto dicendo, per quanto potrebbe sembrare paradossale, parlando di uno dei paesi che abbiamo sempre identificato con l'euroscetticismo, cioè il Regno Unito, che il Regno Unito da un punto di vista giuridico era in un double lock. Ovviamente aveva tutto il diritto di poter ricorrere all'articolo 50, è previsto dal Trattato di Lisbona, e quindi di poter lasciare l'Unione Europea, ma lo poteva fare soltanto dopo aver informato la Repubblica d'Irlanda del fatto che non avrebbe più rispettato gli obblighi previsti dall'accordo di pace del 1998, che a mio avviso, con un'interpretazione teologica, presupponeva l'appartenenza sia della Repubblica d'Irlanda che del Regno Unito all'Unione Europea. E pertanto da questo punto di vista scatta anche una modifica dello status costituzionale dell'Irlanda del Nord nel momento in cui il Regno Unito lascia l'Unione Europea. Non a caso, ve lo ricorderete, anche in Irlanda del Nord la maggioranza nel referendum del 23 giugno 2016 ha votato contro l'uscita del Regno Unito dall'Unione. Poi, e ci metto un minuto per dire questo, abbiamo visto una serie di altre violazioni della rule of law da quel momento in poi. Dopo il referendum era evidente che il governo non poteva utilizzare la Royal Prerogative per far iniziare la procedura prevista dall'articolo 50. Hanno insistito, qui potremmo dire che il sistema ha retto perché abbiamo appunto quella sentenza della Corte Suprema, il 2001, con cui appunto
il governo è stato poi obbligato a passare per il Parlamento, ma poi anche quando c'è stato il dibattito in Parlamento, e qui devo puntare il dito ovviamente nei confronti proprio dell'ex primo ministro Theresa May, poi quando c'è stato il dibattito in Parlamento, il primo ministro e gli altri ministri hanno detto i parlamentari non possono votare in modo diverso rispetto al voto popolare, cioè rispetto all'esito del referendum del 23 giugno 2016. Ora, questo è, scusate il termine, una bestemmia costituzionale, perché sappiamo che il Regno Unito, lo insegniamo il primo anno, è basato sul principio di supremazia del Parlamento. Dire che un referendum che tutti i parlamentari sapevano benissimo non era giuridicamente vincolante, non si può utilizzare il ragionamento di dire che i parlamentari sono obbligati a seguire quanto era venuto fuori dal risultato del referendum. Poi sappiamo la storia anche della prorogation of parliament, anche qua un Johnson che era in chiara malafede nel momento in cui ha cercato di prorogare il Parlamento per evitare un dibattito e poter arrivare alla scadenza per poter far uscire il Regno Unito dall'Unione Europea senza condizionamenti. E ho l'impressione che anche aver accettato quel protocollo nordirlandese, che è stato una sorta di sell-out nei confronti degli unionisti, ci porta alla situazione attuale, che certamente è una situazione molto difficile, dove bisogna assolutamente stare molto attenti a non far riemergere i troubles, ma il problema non è il protocollo nordirlandese, il problema è la Brexit, è la decisione del Regno Unito di uscire dall'Unione Europea senza aver prima affrontato il problema dell'accordo che, ripeto, obbligava il Regno Unito a rimanere parte dell'Unione Europea. Quindi a questo punto, per concludere, due cose. Non c'è dubbio che di nuovo c'è nebbia sulla Manica, però ho l'impressione che in questo momento è Londra e l'Inghilterra che sono isolati, e l'altro, consentitemelo, normalmente diciamo, e lo dicevo anch'io orgogliosamente, Rule Britannia, Britannia rules the waves, forse in questo momento Rule Britannia, Britannia breaks the rules. Grazie. Adesso iniziamo la seconda parte del pomeriggio e io cedo subito la parola all'amico e collega professor Maurilio Gobbo dell'Università di Padova, e lui ci parlerà di un tema anche per lui abbastanza consuetudinario, Rule of Law versus Lex Terre, dopo il tramonto dello Ius Publicum Europeum, l'incerto quadro di riferimento. Direi che ti cedo immediatamente la parola, grazie. Grazie Presidente, grazie a Laura Montanari per l'invito e grazie anche ai relatori che mi hanno preceduto, non solo a coloro che, Justin Frosini, Angela De Gregorio, la giovane, perdonami non mi ricordo più, Monica Bonini era per ultima, Arianna, scusami, ma soprattutto Monica Bonini, veramente che mi ha fatto di quegli assist che io da pedante quale sono vorrei riprendere, affrontandole sperando di non annoiarvi tutti, e specialmente con il caldo, di non farvi venire l'abbiocco. Mi rivolgo anche prima parlavamo con gli amici triestini, nei miei anni giovanili a Trieste sono stato coinvolto ormai 20 anni fa, non esageriamo, avevo ancora i capelli neri, ero ancora associato, 22 anni fa circa, quando era di moda il concetto di Costituzione Europea. Arrivano due autorevoli giuristi, uno dei quali dopo sarebbe diventato Presidente della Corte Costituzionale, e tale è tutt'oggi, non ho detto nomi, tagliate pure, ma autorevole giurista comunque, e quella che era il magistrato
già presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, che erano dei pesanti fautori dell'idea di Costituzione europea. E mi sono trovato un po' spiazzato perché Paolo Cendon, che organizzava l'incontro, mi ha detto: guarda che il decano di costituzionalisti di Trieste, l'amico Sergio Bartole, non ha nessuna intenzione di parlare, quindi devi venire tu. E poi ho capito il motivo per cui Sergio Bartole non ha voluto partecipare. Era in prima fila, e vi ricorderete anche voi, cari amici, e annuiva, e avere il consenso di Sergio Bartole, laddove gli altri due autorevoli giuristi un po' mi trattavano da pedante leguleio, da pedante formalista procedurale, come mi è stato detto una volta per insultarmi, però vedevo Sergio Bartole e dopo mi ha fatto i complimenti. E allora vuol dire che tutto sommato ero tornato giurista e non ero ancora diventato un politicante. Che guardava l'opportunità e il contingente, perché io vorrei fare proprio una disamina di come l'opportunità e la contingenza siano nemici dello Stato di diritto, siano nemici della rule of law, specialmente in Europa. E questo deficit, chiamiamolo deficit di certezza del diritto, di legalità, anche di formalismo, diciamo quello che è il sodo, che dopo si trasforma in sostanza, come evidenziava Monica Bonini prima, dopo ci cade sulla testa e a nostra volta, attraverso il dialogo fra le corti, che molte volte, ne abbiamo parlato qualche anno fa con Giampaolo Dolso e Paolo Zangaspero, qualche volta un dialogo, qualche volta un conflitto, qualche volta è un dialogo fra sordi. Che cos'è allora? Lasciamo perdere che è stato accantonato l'idea di Costituzione europea col Trattato di Lisbona, è stata recepita la Carta di Nizza, ma la Carta di Nizza non è una fonte sovraordinata. La Carta di Nizza non è parametro di legittimità costituzionale. Perché? Semplicemente perché l'Unione Europea, come è stato sottolineato ampiamente, non è uno Stato. Anzi, non è neanche una confederazione di Stati. Non è un ente a fini generali, non solo, ma nei fini particolari è perfino nei fini particolari che la vecchia confederazione delle ex colonie, poi diventate stati negli Stati Uniti d'America, avevano devoluto in maniera irreversibile al congresso continentale. Io vedo che di volta in volta in pratica continuiamo sempre ad avere una rappresentanza, notate, non voglio sottolineare il deficit di democrazia, una rappresentanza che è data dagli Stati. La mancanza di centralità del Parlamento come organo elettivo non è solamente un problema di forma di governo, è anche un problema soprattutto di forma di Stato. Se noi ci rilacciamo all'insegnamento di Kelsen, e già vi rendete conto di quanto pedante saranno i prossimi 10 minuti, se noi ci rifacciamo all'insegnamento di Kelsen, che a mio modesto parere è ancora attuale, che in altre parti magari può essere poco attuale, il Parlamento non è centrale solo perché è organo di rappresentanza politica che interpreta la sovranità, cosa che l'Unione Europea non ha, o ce l'ha solamente nella misura in cui è stata ottriata dal basso verso l'alto. Il Parlamento è centrale solo se ha il monopolio del potere legislativo. Centralità del Parlamento uguale centralità della legge ordinaria. E questo non ce l'abbiamo. Se il processo pattizio non ha portato a un modello neppure assimilabile a una confederazione di Stati, l'Unione Europea rinviene la propria, così, chiamiamola così, sovranità derivata in forza di norme come il nostro articolo 111, articolo 11, dove sussiste un regime pattizio, ovviamente non ci può essere una norma sovraordinata, mi viene in mente ascoltando già Sti Frosini, neppure non formalizzata, una lex terre.
Ma qua mi viene in mente, e lo leggevo nei giorni scorsi, il libro dell'amico Zaccaria, teorico generale del diritto, e lui esordisce, pur essendo molto più ottimista di quanto non sia io, sulla globalizzazione del diritto, sulla mancanza di effettività della norma positiva, della difficoltà a rinvenire nel territorio quegli elementi di sovranità che sono soprattutto non solo il monopolio della forza, il monopolio di parlare il diritto. Lui esordisce con una citazione di Capograssi del 1918, dove chiama gigante scoronato lo Stato tradizionale. Lo Stato tradizionale è quello che deriva dalla pace di Westfalia, deriva dalla territorialità del diritto, tutti elementi che mettiamo fortemente in crisi. Non è solo la sovranità nei confronti del territorio, è anche la sovranità nei confronti dei singoli cittadini, è la supremazia, non solo l'indipendenza, come è stato sottolineato stamattina. Ma come facciamo a risolvere questa mancanza di effettività? Abbiamo visto che sicuramente l'ordinamento europeo per revisione, per modalità di revisione, per fini particolari, per cessioni di sovranità, non sono d'accordo con Justin solamente sul merito, cioè sono assolutamente d'accordo sul merito, ma sulla forma, secondo me, la Brexit avrebbe potuto essere praticata, ovviamente con strumenti giuridici diversi, su questo hai perfettamente ragione, ma in qualsiasi momento ciascuno dei 27 Stati può uscirne fuori senza danni istituzionali, danni economici, danni sociali, danni di coesistenza, finché vogliamo, ma qui lasciamo la parola agli economisti e ai politologi. Io ripeto che sono un formalista, dico il diritto, e quelli che hanno i capelli bianchi come me si ricorderanno il convegno dei costituzionalisti del 94, dove il professor Livio Paladin, che come sapete mi era molto caro, e mi è molto caro il suo magistero tutt'oggi, ha esordito dicendo che il diritto costituzionale è diritto civile nella misura in cui è codificato da norme costituzionali, norme scritte, le leggi ordinarie, fonti atto, fonti fatto, convenzioni, ed è diritto processuale nella misura in cui c'è un giudice delle leggi. Notate bene che l'idea di Paladin, l'idea di Crisafulli, l'idea di Augusto Cerri, l'idea di Antonio Ruggeri, di coloro che hanno studiato in tempi relativamente recenti, Omar Chessa, anche i nostri coetanei, stentano a rinvenire gli aspetti procedurali nell'attuale operato, diciamo da 5-6 anni a questa parte, l'attuale operato della Corte Costituzionale italiana. Quindi il deficit di giudiziabilità che abbiamo nella ricerca di opportunità contingente nell'Unione Europea si riverbera anche negli ordinamenti nazionali. Io rimango di questa idea, e se andiamo a vedere le prime pagine di Mandrioli, del manuale di 4 volumi di procedura civile, io non posso non dimenticare il mio corso. Solitamente nella laurea magistrale lo inizio che il diritto costituzionale è modalità di produzione del diritto, giustiziabilità delle norme, giustiziabilità secondo l'idea di Satta, secondo l'idea di Carnelutti, visto che siamo in Friuli Venezia Giulia, ossia così come se io tampono Tony Bouleghin fuori di piazza Primo Maggio, salute a noi, e io non voglio adeguarmi, ci sarà il giudice di pace che attuerà un precetto secondario in quanto io ho violato l'articolo 2043 del Codice Civile. Quindi giurisdizione
come attuazione in via secondaria, strumentale ed eventuale della norma principale. Ecco, io inseguo un po' queste idee leggendo questi grandi maestri che mi hanno preceduto o che si occupano a tutt'oggi. Le corti costituzionali, per essere tali, non devono fare il legislatore surrettizio, dovrebbero fare non una sussunzione di una fattispecie astratta rispetto alla fattispecie concreta del Tony Bouleguin, ma sussumere la norma di principio nella norma legislativa che viola questi principi, cosa che l'Unione Europea, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea non fa e non può fare. Che cos'è allora che può essere assimilabile al concetto di lex terra, ius publicum europeum, di norma sovraordinata? Esiste una lex terra europea, non dico uno ius comune medievale e primo rinascimentale. Io, se fossi un comunitarista, e fortunatamente non lo sono, che non si offendano i comunitaristi presenti, ma perché se fossi un comunitarista direi che può essere rinvenuti nei cosiddetti mores costituzionali, in questa armonizzazione di questi costumi, valori costituzionali che vengono espressamente richiamati all'articolo 2 del Trattato dell'Unione Europea. E questo lavoro di ricognizione, questo lavoro di nomofilachia, ma anche, chiamiamolo così, di positivizzazione, lungi da concepire un sistema surrettizio di common law, potrebbe essere il vero ruolo della Corte di Giustizia, creare un parametro di legittimità costituzionale che sia l'armonia di questi mores costituzionali. Ma se noi vediamo i casi disparati di cui hanno parlato i relatori prima di me, è difficile avere armonizzare di mores costituzionali in 27, ora 26 paesi completamente diversi, completamente differenti, ma non come sistemi. Sarebbe più agevole, secondo me, armonizzare i principi della lex terre britannica con l'ordinamento spagnolo, che a forziori con l'ordinamento tedesco, purché, dopo lo vedremo, anche il Bundesverfassungsgericht faccia un passo verso la procedura e non verso la sostanza, come hai evidenziato molto bene tu, cara Monica Bonini. Solo attraverso questa opera, che non è un'opera surrettizia, in questo caso non ci si rifà ai propri precedenti, ci si rifà a quell'attività nomofilatica che fonde i principi costituzionali, che preesistono all'Unione Europea stessa. Forse questo potrebbe essere il parametro di legittimità costituzionale, sempre fra virgolette se la pionassi, un parametro di legittimità per le fonti europee. Ma non possiamo nasconderci, e qui mi riallaccio a quanto diceva Carl Schmitt dopo la seconda guerra mondiale. Lui considerava lo ius publicum europeum un'idea tramontata ormai, un nomos, se vuole il nomos della terra che ciascuno di noi tiene sul comodino, almeno io che sono un depravato lo tengo sul comodino, nomos della terra, ma anche quella raccolta di saggi, nomos, sempre ad Elfi. Noi ci rendiamo conto di una cosa: è tramontato un nomos europeo della terra perché è mancata la territorialità. Allora non possiamo, la sovranità territoriale, nata
come ci insegna Grozio, dalla pace di Westfalia. Nel momento in cui la sovranità territoriale vede nuove prospettive di natura sociale, di natura economica, di natura contingente, noi o facciamo come Eppe Zaccaria, che andiamo in cerca, come diceva Carl Schmitt, di altri nomoi, magari su pianeti sconosciuti, o altrimenti non riusciamo a risolvere come giuristi questo fondamentale conflitto fra ciò che è e ciò che deve essere, non dovrebbe essere. In altre parole, noi costituzionalisti, noi giuristi, il privatista, lo stesso comunitarista, l'internazionalista, il processualista, l'amministrativista, si trova a dover confliggere tra il principio di legittimità, il principio di legalità e le forze dominanti che sono estranee al mondo del diritto. Ben oltre il concetto di Costituzione materiale così come concepito da Mortati. Questi interessi prescindono dal territorio, sono interessi di natura economica, di natura politica, ma politica contingente. Il politico che pensa alle prossime elezioni, non che pensa alle prossime generazioni. In altre parole, le società moderne hanno accettato una sorta di primazia dell'economia, della stabilità, del benessere, del welfare. Notate che gli stati nordici, di cui si occupa una studiosa della nostra scuola, sono quelli che rinvengono il maggior iato fra democraticità di uno Stato sociale di diritto ed effettività di questa democraticità. Penso però anche a tutte le sentenze della Corte Costituzionale italiana, adesso non voglio parlare male dell'attuale Ministro della Giustizia, ma la mia è solo una critica. Vi ricordate la sentenza del 2005, adesso non ricordo il numero, in cui, in altre parole, viene fatto prevalere l'articolo 81 rispetto all'articolo 81 il pareggio di bilancio. 2015. Sì. No, anche rispetto all'articolo 53, era sulla doppia imposizione e si nega la rilevanza. In altre parole, in motivazione è stabilito che vale per tutti fuorché per il giudice a quo che lo ha impugnato. Naturalmente il giudice a quo era una commissione tributaria di Modena presieduta da un avvocato tutt'altro che, non voglio dire il termine che userebbe il nostro amico Sergio Bartoli, tutt'altro che sprovveduto, se ne è strafregato. La Corte Costituzionale non ha minimamente pensato a sollevare la questione per conflitto di attribuzioni. Ma poi, forse sull'articolo 15, poi abbiamo un Presidente del Consiglio dei Ministri, nostro collega, ordinario di diritto privato, che piuttosto di mettere in discussione la propria permanenza, la propria fiducia, viola una riserva rinforzata di legge, adottando la quarantena, le mascherine e tutto via, con DPCM. Ma dove siamo? Scusatemi, Ed è questo che fa male. Ed è questo che adesso mi vengono in mente non solamente le parole di Salvatore Satta. Roberto Bin, nostro caro amico, ha detto: in questo modo rischiamo di perdere nel corso di pochi anni quello che abbiamo conquistato in 2 anni di dure lotte. E cito Salvatore Satta per concludere. Al di là del bene e del male e il mistero del processo, è un libricino con 4 saggi aurei e stigmatizza una società che si basa sul benessere. Notate che siamo alla fine degli anni 50. E solamente questa nostra società, lo conosco a memoria quel brano perché mi è molto caro, ha innalzato la prevalenza del benessere sul giusto in valore, e il giurista traduce in termini giuridici l'aspirazione, cosa che non dovrebbe fare. Se lo fa, si risolve nella prevalenza dell'azione sul giudizio e nell'azione del giudizio. Nel rifiuto, qui cito testualmente,
di quella che per un mondo che lentamente declina è ancora giustizia. 2 parole solamente, 10 secondi. Allora ha ragione Carl Schmitt, è la cultura giuridica occidentale che declina nel momento in cui, come sottolineavano i relatori, stendiamo un velo pietoso su quelle che sono le norme da osservare sullo Stato di diritto. E noi come giuristi qualche volta sopportiamo, qualche volta abdichiamo in quello che dovrebbe essere la nostra opera. Parlo noi giuristi teorici, noi giuristi applicativi, quelli che Bognetti chiamava il giurista pratico. Non riusciamo a ricondurre il decorso entro il suo alveo naturale, che è quello del diritto, quello giuridico costituzionale, non quello del contingente e dell'opportunità economica, sociale, del benessere, sanitaria e via dicendo. Allora sì, non riusciremo a trovare altri nomoi sostitutivi neanche se andassimo su Marte, su Venere o su qualche altra galassia. Scusate il pessimismo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie al professor Gobbo, perché in effetti pur debordando leggermente dai tempi, però ci ha dato molte... Sfondato, sì. Ma insomma moderatamente, diciamo, però valeva la pena, diciamo, se non altro personalmente mi è parso che valesse la pena, perché ha rimarcato un punto centrale, che è quello del momento processuale, ecco, diciamo, quando si ragiona di rule of law, dopo in effetti il problema della tutela giurisdizionale diventa centrale, ed è interessante pure anche quel riferimento a questi mores costituzionali, che dovrebbe essere una sorta di parametro, dice Maurilio, per la Corte di Giustizia. Diciamo, è un parametro complesso che nasce anche dall'interlocuzione ovviamente con le corti nazionali. E poi anche effettivamente tutti possiamo anche fare nostro questa, diciamo, non troppo velata critica ai giuristi, che in effetti in questi periodi... Qualcuno sopporta in silenzio. Io condivido quello che dici, e in effetti comunque un po' di autocritica in genere non può che far bene. E cederei allora invece immediatamente la parola, con anche una raccomandazione di rispetto dei tempi, al dottor Grisostolo, che è ben noto all'ufficio e che parlerà di un tema interessante, che rule of law e condizionalità finanziaria nel regolamento 2020 numero 2092 del 2020, un tema particolarmente interessante, meriterebbe sicuramente più tempo, però cerca di contenere. Ho colto lo stimolo. Grazie. E un sincero ringraziamento alla professoressa Montanari per l'organizzazione di questo incontro, e a tutti voi per i numerosi stimoli che mi avete dato. Devo dire che mi riesce molto difficile, da amante della teoria generale, non raccogliere alcuni stimoli del professor Gobbo, e in particolare al povero gigante scoronato, se non ricordo male la citazione di Capograssi, perché il problema dell'effettività, secondo me, sembra un po' una pietra di scandalo per il giurista, perché ciò che è l'effettività uno dei motori dell'integrazione europea. Draghi ha parlato di federalismo pragmatico, perché questo gigante gli possiamo dare tutte le corone che vogliamo, ma poi non riesce ad affrontare certi fenomeni da solo. E un altro concetto che ha evocato Draghi sempre in quell'incontro di fronte al Parlamento europeo è il federalismo ideale, che invece tocca il campo della rule of law, dei valori. E la domanda, lo sfondo, lo lascio sullo sfondo, perché poi il mio intervento, dicevo, è un intervento, diciamo, monografico, più specifico solo sul regolamento finanziario, è: qual è il punto di incontro tra il federalismo pragmatico e il federalismo ideale? Riformulo: possiamo fare cose assieme se non condividiamo
una trama di valori, e anche forse se non ce la dobbiamo creare a quel punto, se vogliamo fare, sempre per questa forza imperante dell'effettività. E chiudo ricordando un saggio di Piovani nell'Enciclopedia del diritto proprio sull'effettività, che dice: ci sono delle domande che il giurista è meglio non si faccia, perché è proprio il fondamento dello Stato l'effettività. E allora noi, secondo me, rischiamo di finire in un cortocircuito. Comunque, come dico, scendo immediatamente e ringrazio, sono molto fortunato, perché gli interventi di Monica Bonini e Arianna Angeli hanno disegnato perfettamente il quadro in cui si inserisce questo regolamento. Diciamo un senso di infrustrazione per l'incapacità del meccanismo di cui l'articolo 7 di sanzionare in maniera effettiva, e ho finito con l'effettività, le violazioni relative allo Stato di diritto. In più aggiungo il timore fondato che in un circolo vizioso le risorse finanziarie dell'Unione vadano ad alimentare circuiti corruttivi che rafforzano proprio i governi delle democrazie liberali. Parlerò molto velocemente del rapporto tra la proposta della Commissione del 2018 e il testo approvato alla fine, perché vorrei parlarvi soprattutto del futuro. Comunque sappiamo, nel 2018, 2 maggio, proposta della Commissione per proteggere il bilancio dalle violazioni generalizzate dello Stato di carenze, generalizzate dello Stato di diritto. Sorge subito il problema della compatibilità di questo meccanismo con l'articolo 7, lo solleva tra l'altro un'opinione del servizio legale del Consiglio che doveva rimanere riservata e invece viene divulgata. Insomma, si interviene su questa proposta sinteticamente legando in maniera più forte, più chiara, la possibilità di sospendere i pagamenti, gli impegni, laddove le violazioni accertate dello Stato di diritto si leghino in modo diretto, questa è la principale modifica, a eventuali, attuali o potenziali danni al bilancio. Ci sono 2 letture di queste modifiche su cui non entro nel dettaglio, ma lo dico sinteticamente. Una visione negativa, che dice è stato un tradimento l'idea iniziale. L'idea iniziale era quella di proteggere lo Stato di diritto mediante il bilancio, e l'output finale del 2020 è proteggere il bilancio mediante lo Stato di diritto, quindi un ribaltamento. Devo dire che a me questa sembra una visione un po' manichea, perché se noi andiamo a riprendere la proposta, non guardiamo solo il titolo, ma andiamo a riprendere la proposta, io devo dire, ha due facciate di motivazione. Una proposta su una misura così importante. Ho visto proposte su legislazioni assolutamente settoriali con 20 pagine di motivazione della Commissione, quindi sembra quasi un atto esplorativo della Commissione, che già in realtà dice protezione del bilancio, già chiede quindi. Quantomeno è vero che nella fase del procedimento legislativo c'è stato un orientamento più stretto, un legame più stretto tra violazione dello Stato di diritto e bilancio, però già, secondo me, la proposta della Commissione faceva presagire una visione non del tutto chiara. Qualcuno ha scritto proprio questo nesso inscindibile tra violazione dello Stato di diritto e bilancio indebolisce il meccanismo, ma è proprio questo requisito che rende il meccanismo legittimo, proprio perché c'è il problema della compatibilità con l'articolo 7. E andiamo, quindi, so di essere stato un po' brutale, ma volevo andare a parlare soprattutto delle sentenze e, se posso, del futuro. Le sentenze sono sentenze molto ampie, perché Ungheria e Polonia, con ricorsi parzialmente sovrapponibili, hanno sollevato circa 10 motivi di ricorso ciascuno, quindi parliamo di pronunce molto ampie. Io mi soffermo su 3 punti delle pronunce. Il primo punto: idoneità della base giuridica, perché il regolamento si basa sull'articolo 322, cioè quella base giuridica per adottare un regolamento finanziario per attuare e eseguire il bilancio dell'Unione. Allora la domanda che pongono i ricorrenti Ungheria e Polonia è: ma si può adottare una forma di condizionalità legata allo Stato di diritto sul 322, tra virgolette? Che cosa c'entra? E qui la Commissione dice una cosa che a me, da amante, per chi lo sa, insomma, dei temi finanziari, piace molto, perché mette profondamente in luce la Commissione il legame tra Stato di diritto, valori istituzionali, e sana gestione finanziaria. Dice: non ci può essere una sana gestione finanziaria senza il rispetto dei valori dello Stato di diritto, l'indipendenza della magistratura, diciamo l'immunità dalla corruzione degli organi che eseguono il bilancio, la effettività dei sistemi di audit e di controllo, ad esempio. Quindi lo Stato di diritto, diciamo, c'è una dipendenza
tra sana gestione finanziaria e Stato di diritto. Senza rispetto dello Stato di diritto non vi è una sana gestione finanziaria. Io vi dirò di più, questo la Corte non lo dice, ma è un mio pensiero personale, io vi dirò anche che dal mio punto di vista non c'è Stato di diritto senza sana gestione finanziaria, cioè vedo una relazione biunivoca, poiché prima Alessia Cozzi ha citato, ma tutti lo facciamo, no? L'articolo 16 della Dichiarazione dei diritti come una delle basi del costituzionalismo, ma a mio parere non ci dobbiamo dimenticare anche degli articoli 14 e 15, che sono quelli che vengono prima, cioè il 14, diritto di consentire liberamente all'imposizione, articolo 15, domandare a chi esegue e chi gestisce le risorse pubbliche la resa del conto. Quindi, risposta affermativa della Corte. L'articolo 322 è una base idonea a sorreggere un meccanismo di condizionalità proprio perché si mette in luce questa connessione tra Stato di diritto e sana gestione finanziaria. Secondo punto delle sentenze che vorrei mettere in questione, che non è sinora emerso, per mia fortuna, e cioè il tema della elusione dell'articolo 7, e questo perché qui c'è un principio che rimane, ed è un principio forte, e dice il legislatore dell'Unione non può istituire una procedura parallela a quella dell'articolo 7 senza rispettare, in qualche modo falsando le regole procedimentali dell'articolo 7. Quindi il problema messo in luce dal servizio legale del Consiglio c'era. Tuttavia, quello che è interessante è capire cosa vuol dire procedura parallela, no? Fino a che punto una procedura è parallela, e qui la Commissione individua 3 punti: la finalità, l'oggetto e le misure che questo strumento consente di adottare. E sulla base di questo criterio sancisce la compatibilità del regolamento con l'articolo 7 nella misura in cui è diversa la finalità, attenzione, non solamente la protezione del diritto ma la protezione del bilancio, è diverso l'oggetto, non solo accertamento della violazione ma accertamento dell'impatto sul bilancio. 3, è diverse le misure perché appunto le misure dell'articolo 7 sono misure in qualche modo ampie, invece il regolamento tipizza misure di natura finanziaria. Terzo punto che volevo mettere in luce, ma è già ampiamente emerso nell'intervento di Francesco De Anna e di Stefania Ninatti, il tema chiaramente della rule of law. È emerso in tanti punti. Il tentativo di Ungheria e Polonia era quello di sostenere che fosse un principio politico inidoneo ad assurgere al criterio di condizionalità, invece è una forte sanzione della giuridicità dei valori stabiliti dall'articolo 2, e quello che è più interessante, il tema della certezza del diritto, che in qualche modo si intreccia con la relazione del professor Gobbo. E perché in qualche modo il tema, certezza del diritto cosa significa? Significa prevedibilità rispetto ai valori del diritto pubblico europeo. E quindi è molto interessante, perché il tema non è solo dire è un principio giuridico, ma è un principio determinato, è un principio dal cui si fanno qualcuno, dato che abbiamo avviato il tema della teoria generale, quindi mi viene in mente Scarpelli, principio come matrice di norme, quindi questi principi diventano matrici di norme specifiche e giustiziabili, e la Corte risponde sì. Dice, rievoca la propria giurisprudenza, rievoca anche la Commissione di Venezia, la lista dei principi sullo Stato di diritto, ma quel che è più interessante fa questo ragionamento, e poi emerge un altro legame molto interessante secondo me con il ragionamento di Francesco De Anna, cioè dice, proprio perché entrando per aderire voi avete sostenuto di rispettare i principi dello Stato di diritto, come fate ora a eccepire che non sapete che cosa sono, che non sono certi? In più c'è un passaggino delicato, e qua lo lascio poi al dibattito, dice sono anche valori comuni riconosciuti dagli Stati membri, però il problema è che quando qualcuno comincia a violarlo non sono più riconosciuti dagli Stati membri. Quindi qui mi evoca quasi un po' il ragionamento della CEDU sul margine di apprezzamento, riconosciuti allora dalla maggior parte degli Stati membri, un punto di domanda che lancio. E mi avvio verso la conclusione facendo però una considerazione. Queste sentenze sono state salutate come una sconfitta di Ungheria e Polonia, perché hanno evidentemente i ricorsi stati rigettati. Ora, faccio 15 secondi l'avvocato dicendo che non sempre si fanno i ricorsi per vincerli. Tante volte si fanno per farsi dire delle cose. E io non sono così convinto che Ungheria e Polonia non abbiano ottenuto niente.
con questi ricorsi. Prima hanno ottenuto una cosa, ho lasciato sullo sfondo, sapete, e non entro perché non è strettissimamente connesso alla rule of law, comunque non ce la faccio, il tema dell'accordo raggiunto in Consiglio europeo del dicembre 2020, sospendiamo l'applicazione fin tanto che non c'è la sentenza. Quindi il primo fine l'hanno ottenuto, che è quello dilatorio. Ma c'è un secondo fine. Io non credo che Ungheria e Polonia pensassero sinceramente in un accoglimento dei ricorsi, quindi sembrano fatti per spingere la Corte, e ci riescono, a contestualizzare il regolamento, a dire di più sull'interpretazione delle norme e sbilanciarsi. Perché? Perché è evidente che loro impugneranno le misure applicative, a dare un contenuto di giuridicità ai parametri contenuti del regolamento, di vincolatività, col doppio fine di ostacolare l'azione della Commissione o renderla più difficoltosa, e poi evocare dei famosi parametri per sindacare le misure attuative. E ci riescono, e c'è un punto, è un po' nascosto della sentenza, e non so se solo a me pare importante, può essere una mia suggestione, ma a un certo punto la Corte dice che le misure attuative in materia di prova delle violazioni, dice, saranno soggette a un sindacato giurisdizionale completo. Ho controllato anche in francese e in inglese, contrôle juridictionnel entier e full judicial review. Questo, la full judicial review, nelle mie categorie si contrappone al giudizio deferente, allo scrutinio deferente. Quindi, da questo passaggino, ma forse esagero io, traggo che mentre il meccanismo del 7 è un meccanismo politico, è sempre difficile applicare queste categorie al diritto dell'Unione Europea, ma io cerco un meccanismo politico, e quindi di fronte a una discrezionalità politica, quella che viene esercitata, e quindi un sindacato deferente, qui abbiamo un procedimento amministrativo, dal mio punto di vista. E questo è molto diverso, perché poi, e questo emerge molto chiaramente se guarda la pronuncia, ci sarà un sindacato su molti punti che adesso vado a riassumere sinteticamente, ma ciò condiziona l'azione della Commissione, che deve agire come amministrazione, e il diritto amministrativo europeo ha tutto un patrimonio di principi, di valori che poi vanno a vincolare l'agire amministrativo. E quindi quali sono i punti delicati? E su questo concludo. Primo punto, cioè questioni che non ci si pone normalmente di fronte a un procedimento politico, ma sì di fronte a un procedimento amministrativo. Primo punto, la prova della violazione. Laddove abbiamo a che fare con violazioni in diritto, questo non è un problema, c'è una legge, e tanto più, poi quindi a marzo sono state adottate le linee guida, quindi quello che vi dirò ora è frutto di una sintesi tra le sentenze e le linee guida della Commissione. Laddove c'è una sentenza che già sancisce chiaramente una procedura di infrazione, la Commissione dice le sentenze della Corte sono conclusive. Quindi, laddove c'è una violazione in diritto, possiamo stare tranquilli, ma laddove c'è una violazione in fatto, pensiamo ad esempio alla corruzione, che è un tema, specialmente nel caso ungherese, delicato. Come si prova la corruzione? Qual è lo standard probatorio? Non dobbiamo parlare di una corruzione in generale, perché ci chiede specifiche violazioni che impattano sul bilancio. Secondo punto. È onere della prova della Commissione provare la rilevanza della violazione rispetto al tema del bilancio. E anche qua abbiamo, lo dice la sentenza e lo riprende la Commissione, una presunzione relativa laddove la violazione riguardi autorità che eseguono il bilancio, quindi i ministeri che fanno i bandi e aggiudicano, oppure le autorità che controllano gli audit finanziari, Corte dei Conti, una presunzione. Ma al di fuori di questo è compito della Commissione e poi del Consiglio, insomma delle istituzioni, provare che c'è questo legame. E lo dice anche la Commissione, laddove abbiamo a che fare con violazioni di organi a competenza generale, quindi pensiamo all'indipendenza della magistratura in generale, della Corte Suprema, non rileva tutto, rileva solo quelle competenze che vanno a un impatto finanziario. Terzo punto, ce ne sono 5 ma il quinto è velocissimo, la prova del nesso causale. La prova del nesso causale tra violazione e danno potenziale attuale all'esecuzione del bilancio europeo, agli interessi finanziari dell'Unione. Qui esce quell'aggiunta in sede di trasformazione della proposta di regolamento, il cosiddetto in modo sufficientemente diretto. E qua c'è un onere della prova, di motivazione del provvedimento e di prova, che poi è di chi provvede. Quarto punto, che secondo me è delicatissimo, è il tema del principio di proporzionalità.
che sapete è un principio del diritto amministrativo europeo e è anche ripreso dal regolamento, e qui la Corte dice che le misure devono essere limitate, va oltre il testo del regolamento, la Corte dice le misure devono essere limitate a quanto è strettamente necessario alla luce dell'impatto effettivo della violazione sul bilancio. Non è banale. E attenzione, questo è un altro cambiamento che pochi hanno sottolineato, ma è delicatissimo. Questo sì, secondo me è un forte cambiamento tra la proposta e il regolamento. La proposta diceva che la sanzione, in qualche modo, che poi non è una sanzione, in qualche modo la misura, è proporzionata alla violazione dello Stato di diritto. Invece il regolamento finale non dice così. Dice che la misura è proporzionata all'impatto sul bilancio, che è molto diverso, e proprio in tema di proporzionalità la Corte dice un'altra cosa che secondo me è delicatissima e che non ha il coraggio di dire espressamente prima, lo dobbiamo ricavare al contrario, dice, passaggio che secondo me è fondamentale, perché c'è un articolo alla fine che dice che dopo un po' le misure devono essere revocate se non c'è più il danno attuale al bilancio, la Corte dice le misure devono essere revocate quando cessa l'impatto sul bilancio, ancorché possano persistere le violazioni. Che cosa ricaviamo a contrario? Che ci possono essere violazioni che non impattano sul bilancio e quindi su cui questo regolamento non incide. E il quinto punto che accenno solo è il problema dei destinatari, perché il regolamento stabilisce che in linea di massima lo Stato, anche se viene chiusi i rubinetti, come è stato detto giustamente, deve continuare a erogare le risorse ai destinatari, ma la Commissione può sancire che per alcuni destinatari, ipotizziamo quelli per esempio coinvolti in fenomeni corruttivi, questa cautela non si applica. Io dico solo che il regolamento non dice nulla del coinvolgimento procedimentale di questi destinatari e che per chi conosce un po' il diritto amministrativo europeo questo fa alzare qualche antenna in termini di compatibilità con i principi. Concludo dicendo quindi mi è piaciuto un punto di quello che ha detto Francesco De Anna, ha detto non solo comunità di diritto, come dice sempre la Corte di Giustizia, gliel'ho anche detto prima, ma comunità politica. Quando andiamo a parlare di risorse finanziarie noi andiamo a toccare quello che secondo la mia sensibilità è uno dei punti centrali del rapporto politico, l'imposta e la spesa pubblica. E quindi era necessario, secondo me, andare a far emergere i valori, proprio perché il federalismo pragmatico e il federalismo ideale si devono toccare, non ci può essere un federalismo pragmatico senza condivisione dei valori su cui questa prassi si basa, no? Il rapporto tra doxa e prassi. Ma quale sarà l'effettiva possibile impatto di questo regolamento? Allora io mi sento di dire che a mio parere ci saranno delle violazioni dello Stato di diritto che non potranno essere rimediate mediante questo regolamento, quelle prive di impatto sul bilancio. Questo quantomeno sulla base di quanto ho letto dalla giurisprudenza. Ci sono invece delle violazioni dello Stato di diritto su cui questo meccanismo potrà essere molto efficiente, e sono le violazioni in diritto, ok? Quando viene approvata una legge che di per sé sovverte alcuni valori, perché non c'è nessun problema di prova, ci potrà essere un problema di impatto, di quantificazione della misura, ma lì non c'è problema. E c'è invece un punto di domanda, secondo me, sulle violazioni dello Stato di diritto che non attingono a problemi di diritto, ma a problemi di fatto, come per esempio una corruzione diffusa, l'assenza di controlli, perché il problema di accertamento di queste violazioni, della prova del nesso causale, potrebbe porre numerosi problemi. Ecco, spero di aver sintetizzato in maniera efficace. Bene, perfetto, grazie. Veramente ricca anche questa relazione, praticamente contenuta anche nei termini. Tra l'altro ha messo a nudo proprio i profili forse più complessi, no? Di identificazione di questo concetto tra tradizioni costituzionali e identità costituzionale dei singoli stati. Quindi mi pare che hai toccato un profilo molto interessante. Adesso chiederei al professor Ingravallo e alla professoressa Pennicino di raggiungerci, quindi siamo, mi pare Laura, abbiamo un ritardo piuttosto contenuto.
Allora, il professor Ivan Ingravallo dell'Università di Bari è interessante perché quello che si diceva prima adesso andrà proprio a toccare un profilo appunto sovranazionale, anzi schiettamente di diritto sovranazionale e andrà a interrogarsi un problema che, devo dire la verità, ha sempre destato il mio interesse, la violazione della rule of law e l'espulsione dall'Unione Europea. Grazie. Grazie mille Laura, tu conosci la grande ammirazione che ho per te e ti ringrazio di avermi coinvolto in questa iniziativa. Tu hai una caratteristica, tu unisci le persone, lanci ponti, crei delle reti e questa è una dimostrazione una conferma ancora una volta di questo. E reti in questo caso intellettuali, perché io da studioso appunto del diritto internazionale, del diritto dell'Unione Europea, ho potuto cogliere una serie di indicazioni per me utili, tanto più perché mi sono lanciato in una proposta di tema eccentrica, per non darmi addosso troppo la zappa. Perché in realtà di questo tema dell'espulsione dall'Unione Europea non si è occupato nessuno. Ho provato vario modo a cercare per poter scopiazzare da qualche parte, trarre ispirazione, diciamo così, ma tolto Michele Vellano, che ne ha scritto nel 2007, quindi un'era geologica fa, ho tolto un finlandese che si chiama Pekka Pojankoski negli studi per Allan Rosas nel 2019, nessun altro se ne è occupato. Ma perché? Dunque, i trattati dell'Unione Europea nulla dicono sull'espulsione di uno Stato dalla Unione, quindi non abbiamo una norma di riferimento. Questo non è un evento raro, perché in effetti solo alcuni statuti di organizzazioni internazionali regolamentano espressamente l'espulsione. Per quale motivo? Perché l'espulsione è un evento traumatico. È un evento traumatico che va contro l'idea stessa di organizzazione internazionale. No? Cos'è l'organizzazione internazionale? È un ente che formalizza, consolida in qualche misura la collaborazione tra Stati. Ancor di più in quell'animale rarissimo, direi unico, che è l'Unione Europea, per la quale è stato coniato l'aggettivo organizzazione sovranazionale. Quindi è proprio la logica stessa connaturata alla esistenza dell'Unione Europea a, giustificare l'idea che manchi un articolo su questo. E allora qui c'è un bivio rispetto al quale vorrei fare un sondaggio tra di voi, cioè ciò posto è legittimo, che è cosa diversa da opportuno, ma è legittimo espellere uno Stato dall'Unione Europea? Che dite? Chi è favorevole? Non all'opportunità, no? L'opportunità dipende da ciascuno di noi, ma è legittimo, cioè c'è una norma giuridica in base alla quale si può espellere uno Stato dall'Unione Europea, o non essendo scritto nel trattato non è possibile questa espulsione. E qui le opinioni, possono essere divergenti, perché soprattutto se ci collochiamo in una prospettiva la prospettiva della Corte di Giustizia, dei trattati come Carta Costituzionale di una comunità di diritto, lì dove una cosa non è espressa non dovrebbe essere possibile. Quell'approccio, un po' di tipo costituzionalista, non voglio offendere nessuno, ci mancherebbe altro. Io anche che gioco fuori casa, per cui mi raccomando, non ve la prendete troppo con me. Costituzionalista o federalista, o proto-federalista, o parafederalista, o para qualche altra cosa della Corte di Giustizia. Io devo dire che, vista dal diritto internazionale, invece la prospettiva di espellere uno Stato dall'Unione Europea è legittimata da alcune norme giuridiche, ovviamente a certe condizioni, con certi limiti. Consentitemi di fare qualche notazione elementare. Diceva Monica Bonini, e io condivido perfettamente, che secondo il diritto internazionale uno Stato non deve essere democratico. Non è un prerequisito, un requisito di esistenza in vita di uno Stato. Tu citavi De Vergottini, una prospettiva forse di un secolo fa si poteva immaginare, oggi come oggi è Stato quell'apparato che esercita in maniera effettiva e indipendente un potere su una comunità territoriale. Se poi sia democratico, antidemocratico, a partito unico, autocratico,
non importa, è Stato, secondo il diritto internazionale, se devo fare il diritto internazionale, e quindi devo considerare il Togo, il Bangladesh, devo considerare il Canada, devo considerare la Norvegia, devo considerare l'Uruguay, devo considerare la Malesia, eccetera, eccetera. Virgola. Secondo il diritto dell'Unione Europea, però, i suoi Stati membri devono essere democratici. Articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea non dice solo che l'Unione si fonda su quei valori, ma dice sono valori comuni agli Stati membri, sono comuni in una società caratterizzata da, e mette tutta quell'altra serie di elementi. Ora, i trattati, inclusi i trattati europei, non scendono dal cielo, li fanno gli Stati, attraverso lunghi, faticosi negoziati. L'organizzazione internazionale, inclusa questa organizzazione così peculiare che è l'Unione, è un fenomeno giuridico volontario, non è un fenomeno giuridico necessario, è un fenomeno giuridico volontario, cioè poggia su una manifestazione di scelta di 2, 3, 5, 27 Stati, in questo caso, di vincolarsi a un medesimo sistema di regole. Quindi l'articolo 2 del Trattato sull'Unione Europea non l'ha dettato nessuno, non è Mosè che è andato a prendere le tavole della legge da qualche parte, ma è il frutto del negoziato faticoso condotto tra gli Stati membri dell'Unione Europea, che si sono volontariamente vincolati, volontariamente hanno scritto che l'Unione si fonda su quei valori che sono comuni a loro e che sono necessari a una società, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come anche è stato detto poco fa, se viene meno la volontà di far parte dell'organizzazione internazionale, nulla obbliga a restare. No, Justin, tu l'hai detto criticamente, ma hai detto è legittimo. Uno, se scoccia, viene meno quella volontà, non è, diciamo, se finiscono i matrimoni, figuriamoci se non può finire la membership in un'organizzazione internazionale. Se mi sta sentendo mia moglie, io sono felicissimo così, no, ci mancherebbe altro. Dico in generale, così come teoria, come mera teoria. Ora, dobbiamo tener conto quindi della circostanza che, così come in passato si diceva non c'è una norma sul recesso, non si può recedere dall'Unione Europea, poi si è dimostrato che inserita la norma sul recesso questo è stato fatto, quindi si poteva ragionevolmente fare anche prima, allo stesso modo vale per l'espulsione. E qui emerge in realtà un legame tra tre situazioni giuridiche, la sospensione, il recesso e l'espulsione. Perché? Perché tante volte ci può essere una minaccia di sospensione o una sospensione o una minaccia di espulsione come induzione al recesso, come posso dire, accompagnamento verso la porta dell'organizzazione. E questo secondo me ha motivo di essere anche nel contesto dell'Unione Europea. È sfumato, è vago il confine che c'è tra espulsione e recesso indotto. La Russia dal Consiglio d'Europa, pochi mesi fa, è stata espulsa o ha receduto o è receduta? Se uno sente la Russia dice no, me ne sono andata io prima che mi espellessero. Così come tra Fini e Berlusconi, non so se ricordate, Fini che punta il dito, dice, sei tu che mi cacci? No, sono io che me ne vado. E poi, vabbè, quindi quello che accade tra gli Stati accade anche nei rapporti interpersonali, può accadere anche tra gli Stati. Allora, devo dire che, sono arrivato al mio... devo dire che... aspettate che mi sono perso il pezzo, eccolo qua. Dunque, ho cercato un po' nella giurisprudenza della Corte di Giustizia questo tema dell'espulsione. In realtà la Corte tangenzialmente lo considera solo nella sentenza Whitman, spero che la pronuncia sia corretta, quella relativa del 10 dicembre 2018, relativa al recesso del Regno Unito. Ma lì ne parla semplicemente dicendo che nella Costituzione per l'Europa erano stati proposti taluni emendamenti finalizzati a consentire l'espulsione di uno Stato membro, eccetera, eccetera, ma questi emendamenti non sono poi avvenuti e poi la Costituzione ha fatto la fine che sappiamo. Però vi sono anche quelle altre sentenze in cui la Corte dice
uno Stato accetta i valori non solo per entrare nell'Unione, ma anche per rimanerci a pieno titolo. Forse da quel rimanerci a pieno titolo possiamo considerare non solo il procedimento dell'articolo 7 o comunque procedimenti sanzionatori, ma anche eventualmente un'apertura verso una possibilità di espulsione. Va detto inoltre che l'articolo 49 del trattato, come tutti sappiamo, come purtroppo ben sanno gli Stati dei Balcani occidentali da vari decenni, impegna gli Stati non solo a rispettare i valori, ma anche a promuoverli. Cioè, di fatto, l'articolo 49 è una sorta di linea sotto la quale non si può andare. Quindi già da lì, diciamo, si potrebbe considerare, perché se no che cosa vuol dire? Rispetto ai valori, poi appena entro, saluti a noi e ci vediamo la prossima volta. No, rispetto e mi impegno a promuovere, cioè mi impegno a dire che quella è la linea di base da cui partire. E allora, come ne veniamo fuori? Qual è la base giuridica? La base giuridica la traiamo dalla Convenzione di Vienna del 69 sul diritto dei trattati. Perché? L'articolo 5 di questa Convenzione di Vienna dice, e qui I quote, come fanno quelli eleganti, insomma Bari dice, vi dico cosa dice, la presente Convenzione si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di un'organizzazione internazionale con riserva di qualsiasi norma pertinente dell'organizzazione. Pertinente vuol dire scritta nello statuto dell'organizzazione. Quindi in assenza di norme scritte dell'organizzazione si applicano le regole della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. TUE, TFUE, bellissimi, interessantissimi, restano trattati internazionali. E ai nostri fini allora, l'unico altro articolo che richiamo è l'articolo 60 di questa Convenzione, che parla di estinzione di un trattato o sospensione della sua applicazione come conseguenza della sua violazione. E dice: una sostanziale violazione di un trattato da parte di una delle parti autorizza l'altra o le altre a invocare la violazione come motivo per porre termine al trattato, sospendere completamente o parzialmente l'applicazione. Che cosa vuol dire tradotto in un italiano non della Convenzione di Vienna? Vuol dire che se noi consideriamo che c'è una violazione sostanziale, material breach, così si esprime la Convenzione, il testo del Trattato sull'Unione, articolo 7, parla di violazione grave, reiterata, violazione sistematica, material breach o violazione sistematica, sono parenti molto vicini. Si potrebbero utilizzare anche meccanismi come quello dell'espulsione. Dici, ma è opportuno? È opportuno? Non lo so, io mi fermo a dire se è legittimo oppure no. Dice, ma uno Stato proteggerebbe l'altro? E qui viene in evidenza il vero problema che è quello della regola dell'unanimità per tante questioni fondamentali per l'Unione Europea. Regola dell'unanimità che da essere un elemento, come posso dire, di garanzia della sovranità statale rispetto a determinate scelte, diventa un elemento di abuso e quindi in qualche modo è su quello che bisognerebbe agire. E allora, io non auspico che nessuno Stato venga espulso, auspico che venga cambiata la regola sull'unanimità, auspico che magari questo possa essere un ulteriore strumento, un ulteriore elemento, magari solo minacciato, solo utilizzabile ai fini magari di ravvedere qualcuno, ammesso che lo si voglia tentare. Grazie. Grazie infinite anche per il quadro, personalmente ho apprezzato anche gli spunti che derivano proprio dal diritto internazionale, quindi del diritto dei trattati, che quindi era un tassello che forse nel pomeriggio mancava ancora, quindi ancora un complimento indiretto all'organizzatrice di questo incontro e quindi completiamo a questo punto il pomeriggio con la professoressa Sara Penicino dell'Università di Padova, che ancora si soffermerà su un tema molto interessante: Rule of Law, garanzia dei diritti umani e tentazioni illiberali, una riflessione a partire dal caso Torubarov. Grazie.
Grazie Presidente, grazie all'organizzatrice, è dovuto, quindi va fatto, grazie alla professoressa Montanari per l'invito e per l'organizzazione di questo bell'incontro. Ho pensato che potesse essere interessante. Adesso che arriviamo alle 5:20 del pomeriggio sono felice di aver scelto di partire da un caso, perché così raccontando la storia ravviviamo, cerco di annoiarvi il meno possibile. Il caso Torubarov mi aiuta a dire qualche cosa appunto sul ruolo dell'Unione Europea vis-à-vis le tentazioni liberali di alcuni Stati membri al di fuori dei meccanismi stabiliti dal trattato, se volete i meccanismi pseudo-costituzionali a disposizione dell'Unione Europea, appunto al fine di limitare questo democratic decay, democratic retrogression. Adesso non apriamo il Pandora box di dove ci mettiamo, perché questo richiederebbe una serie di chiarimenti metodologici rispetto alla definizione che vogliamo dare. Torubarov è un cittadino russo che dopo la caduta dell'Unione Sovietica, quindi dopo il 1989, ha un relativo successo, grazie al mercato libero crea una catena di ristoranti di relativo successo, e questo relativo successo economico gli apre le vie della politica. Quindi lui viene coinvolto all'interno di quello che sembrava essere in nuce una forma di sistema democratico, poi sappiamo come si sono evolute le cose, e in Russia, nel paese in generale, ma nel caso specifico di Torubarov appunto va a finire che lui viene come dire, identificato dal governo federale e viene appunto imprigionato prima, gli vengono sequestrati i ristoranti, gli vengono presi sostanzialmente tutti i mezzi di sostentamento, e lui e la sua famiglia vengono appunto, secondo la sua versione, diventano oggetto di una persecuzione da parte del governo russo. Fugge per la prima volta attraverso la Slovacchia e presenta richiesta di asilo in Austria. Dall'Austria lo rimandano in Slovacchia, appunto di primo ingresso, famose norme di Dublino, perché dove lui ha fatto il primo ingresso, la Slovacchia. E questo è il primo punto secondo me interessante del caso Torubarov. La Slovacchia non prende neanche in considerazione la sua richiesta, perché alla luce degli interessi che ha in termini di rapporti con la Federazione Russa, semplicemente lo rispedisce indietro. Quindi Torubarov si ritrova in Russia, resiste un altro paio di anni, finisce in carcere di nuovo e poi fugge ancora e si ritrova alla fine in Ungheria, dove presenta di nuovo richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presso il giudice amministrativo di Pest, e presenta tutto il suo caso. Il giudice amministrativo, comunque questo ufficio, non è un giudice, perdonatemi, questo ufficio, questa agenzia amministrativa non accetta la sua richiesta, rigetta la sua richiesta, ed egli fa ricorso a fronte dell'autorità amministrativa. Esatto. Questo è un diritto che Torubarov ha in ragione della direttiva dell'Unione Europea e ovviamente anche del codice amministrativo ungherese, che è stato però recentemente modificato. Quando dico recentemente rispetto al caso di Torubarov, che sono sentenze del 2019, la modifica del codice amministrativo ungherese è del 2015 e giunge ovviamente dopo il secondo ciclo elettorale che vede Viktor Orban e il suo partito vincere a avere una significativa maggioranza in Parlamento. Il codice di procedura amministrativa viene modificato in maniera tale da permettere all'agenzia appunto governativa che decide sulle richieste di riconoscimento di protezione internazionale sostanzialmente di non essere vincolato dalla decisione del giudice amministrativo. Sostanzialmente costruisce un sistema per cui in questo specifico caso è possibile per l'organo di prima istanza a cui si presenta la domanda ignorare la decisione del giudice amministrativo e continuare eventualmente a rigettare la richiesta dell'eventuale richiedente nonostante appunto la decisione del giudice. Nel caso di Torubarov questo succede 5 volte
e per 5 volte il giudice amministrativo chiede all'agenzia di riconsiderare il diniego, l'agenzia risponde con una serie, ogni volta con una serie di motivazioni legate alla sicurezza nazionale, alla politica estera dell'Ungheria, a alcune informazioni assolutamente sensibili e segrete che non possono essere rivelate in un procedimento e che rendono impossibile la protezione di Toru Baro. Insomma, al quinto rinvio il giudice amministrativo si trova a dover cercare una soluzione. Quindi non va davanti alla Corte Costituzionale perché, come sappiamo, il diritto, la materia della protezione internazionale è una di quelle materie che a questo punto è stata sostanzialmente completamente delegata all'Unione Europea, cioè il pacchetto asilo. Adesso poi tutti siamo diventati più esperti della protezione temporanea, no? Quindi adesso la conosciamo tutti, ma fino a quando non è stata attivata quello era anche uno degli elementi più originali di quel pacchetto, perché è quasi una posizione di tutela direttamente prevista dall'Unione Europea e che viene imposta, se volete, agli Stati membri. Mentre il pacchetto delle direttive sull'asilo costituisce, come sappiamo, essendo direttive, pone degli obiettivi, pone dei limiti, ma lascia un minimo di discrezionalità agli Stati membri nell'attuazione. Allora, l'Ungheria nell'attuare quell'articolo della direttiva che dice che chiunque chieda la protezione internazionale ha diritto a un ricorso davanti a un'autorità giudiziaria che prenda in considerazione, che riprenda in toto e dall'inizio in considerazione la decisione dell'autorità di prima istanza, l'Ungheria decide di rispondere appunto con questa riforma del codice di procedura amministrativa, dove dice che l'agenzia amministrativa di prima istanza può ignorare la decisione del giudice. Quindi in questa situazione kafkiana, Toru Baro, il giudice amministrativo che aveva già considerato 4 volte di seguito il ricorso di Toru Baro, presenta appunto la richiesta di preliminary ruling davanti alla Corte di Giustizia Europea. La Corte di Giustizia Europea risponde sostanzialmente richiamando sia l'articolo della Carta dei diritti fondamentali sul giusto processo, quindi sul diritto alla difesa, sia l'articolo della direttiva dell'Unione Europea che prevede appunto il diritto a un appello in caso di diniego, che riconsideri da capo e che riconsideri tutti gli elementi di fatto già valutati in prima istanza, e sostanzialmente boccia malamente la legge ungherese. Ma ciò che secondo me è più importante, secondo me è più interessante in questo contesto di questa sentenza è che sostanzialmente l'argomento si riduce a questo. Se noi accettassimo questa soluzione, ciò significherebbe negare il significato di diritto alla difesa e di rule of law più in generale. Cioè è un argomento per assurdo, non c'è nient'altro. Non c'è niente, è un richiamo quasi alla razionalità di base, non c'è un richiamo ai principi, è quasi una richiesta di dire questo sarebbe assurdo, se noi facessimo passare questo sarebbe assurdo. Ecco, l'argomento per assurdo secondo me solleva un punto interessante rispetto al concetto di rule of law, alla condizionalità e alla questione dell'articolo 7 e degli altri strumenti che sono a disposizione dell'Unione Europea vis-à-vis questa decadenza o questa tendenza illiberale degli Stati membri. Quelli sono strumenti che sono attivabili sulla base di reports presentati al Parlamento europeo. Adesso c'è il nuovo report sulla qualità della rule of law in maniera simile a quanto succedeva sui diritti umani, ma sono strumenti che non sono strettamente giuridici. Rimangono in un alveo a metà tra il diritto e la politica, in cui la valutazione sembra appunto il risultato di una, come si parlava prima, di identità costituzionale, quasi un equivalente della traduzione di questo concetto molto vago che appunto poi si presta a molte strumentalizzazioni politiche. Invece in questo caso, quando si ha una palese violazione di che cosa sia lo Stato di diritto attraverso una indiretta violazione attraverso una norma procedurale, non si può fare delle valutazioni così generiche, bisogna per forza andare a cercare degli agganci strettamente normativi.
Eppure la Corte fallisce in questo senso, nel senso che non ci sono, presenta questo unico argomento per cercare di convincerci che il sistema ungherese è incompatibile col diritto di difesa così come è previsto nell'Unione Europea e così come è previsto nella direttiva sull'asilo. Sarebbe assurdo riconoscere la legittimità di questa soluzione, perché se lo facessimo negheremmo e lascia questa vaghezza. Ora, ciò che cosa mi porta a sottolineare? Mi porta a sottolineare che secondo me un altro elemento che forse è emerso stamattina, e mi scuso perché io non c'ero, ma che rileva in questa invece sessione pomeridiana, è l'elemento del diritto internazionale, in particolare del diritto internazionale dei diritti umani. Ovvero, esiste una necessità di coerenza tra l'atteggiamento dell'Unione Europea, io uso condizionalità in questo contesto in un senso esterno, quindi più nel contesto della politica estera e delle relazioni internazionali. Esiste una necessità di coerenza rispetto agli standard richiamati sia nella condizionalità esterna finalizzata all'ingresso, sia nella condizionalità esterna nelle relazioni internazionali, e le idee e i valori e i principi che si abbracciano all'interno, quindi nel contesto della valutazione della condizionalità per l'accesso ai fondi e della definizione di un ordinamento come rispettoso dello Stato di diritto. Quando questa coerenza si sgretola e viene meno, o si nutre la retorica del double standard, quindi del doppio standard, dell'idea che ciò che l'Unione Europea richiede all'esterno, o richiede ai nuovi membri, o richiede a chi ha rapporti commerciali con l'Unione Europea, non sono gli stessi standard che poi richiede a se stessa. E tanto siamo apparentemente capaci di spiegare in documenti non tecnicamente giuridici che cosa chiediamo agli altri, ma apparentemente non siamo altrettanto bravi poi ad ancorare questi valori e queste interpretazioni della legislazione, immaginate il codice di procedura amministrativa, all'interno, nel contesto dell'Unione Europea. Che cosa mi aspetto per il futuro? Ovviamente, qualcuno l'ha già detto prima, c'è uno shift fondamentale tra prima e dopo l'inizio della guerra in Ucraina, e questa tendenza dei regimi che decidono o degli stati che decidono di abbracciare l'idea del decadimento democratico, che precede ovviamente l'inizio della guerra, ma secondo me a partire da questo momento il diritto internazionale sui diritti umani, in particolare la materia sull'asilo, richiederà che la Corte di Giustizia sia più coraggiosa e sia più diretta e sia più specifica nel determinare quali sono i limiti accettabili dell'attuazione, soprattutto della direttiva sulla protezione temporanea a livello di Stato membro. Un ambito non tanto studiato, secondo me, è quello appunto dell'attuazione della protezione temporanea nei vari Stati dell'Unione Europea, perché uno studio comparato delle procedure di attuazione di quest'articolo della direttiva potrebbe mettere in luce che sono talmente diversi i tempi, le procedure, gli organi competenti, che in molti casi si potrebbe arrivare sostanzialmente a una inattuazione del diritto garantito, o perlomeno così come è scritto nella direttiva dell'Unione Europea. Il problema è che queste sono violazioni che emergono e che vengono alla luce soltanto quando si riesce a portare questi casi, appunto a far considerare dalla Corte di Giustizia le violazioni di tipo procedurale, perché nei reports queste cose non emergono. Se voi leggete il report dell'Unione Europea sulla rule of law, c'è la discussione sul Judicial Council di Polonia e non va bene come hanno strutturato il CSM in Slovacchia, ma non c'è niente su queste cose qua, perché l'attuazione procedurale di queste norme stabilite nella direttiva sfuggono, per come è strutturato il sistema, sfuggono spesso alla lente e all'analisi della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Io credo che si renderà necessaria una presa di posizione più netta. Ecco, Torubarov, come mi hanno insegnato a dire, Torubarov alla fine vive felice adesso in Ungheria, quindi questa è la nota felice con la quale
chiudo la mia presentazione. Quindi nel caso specifico di Torubarov è andato tutto bene. Adesso bisognerebbe andare avanti con tutti gli altri Stati membri per vedere come attuano appunto la direttiva dell'Unione Europea e il pacchetto asilo in generale. Io sono stata... Okay. Perfetta nei tempi, Sara, e mi sto sciogliendo. Nonostante il caldo. Non so se si Appena vede. siamo venuti noi qua, dai. Mi spiace, ma non posso farci niente. Prima c'era la corrente, diceva Maurilio, in effetti l'ha sentita solo lui, però sì. Va bene. C'era il professore, c'era l'Ali. Grazie Sara, perché poi hai concluso con questo, a parte che il caso forse fa sempre bene, diciamo... Alle 4:30 è necessario. Direi che magari sempre fa bene, ecco, diciamo, per il giurista evadere dal caso diventa un problema, ecco, porta verso derive Vero. forse preoccupanti. Quindi abbiamo iniziato da rule of law, abbiamo toccato giudici sovranazionali, nazionali, esperienze di diritto comparato, abbiamo chiuso con la tutela dei diritti, che ci sta molto, molto a cuore. Quindi io direi che la giornata è stata intensissima. Se non vedo interventi da remoto, però ecco, chiederei a qualcuno che è qui presente in sala, magari qualcuno che era intervenuto anche la mattina, se ha qualche considerazione a margine, magari contenutissima nei tempi. Laura, se abbiamo qualche minuto, ecco, questa interlocuzione possibile, o rispetto ai relatori qui presenti o rispetto a quelli che sono intervenuti prima. Quindi se c'è qualche intervento. Dottor Conzutti, dottorando Udine Trieste, si può dire? Trieste Udine? Ok, Vi rubo solo pochissimi secondi perché immagino che abbiate caldissimo. E volevo fare 2 domande velocissime alla professoressa Bonini. La prima è forse una brevissima riflessione, perché credo abbia toccato un punto fondamentale relativo al Bundesverfassungsgericht nelle ultime pronunce, che è quella della separazione dei poteri, perché è un aspetto su cui non mi ero soffermato quando ho studiato la pronuncia, però effettivamente è così, perché la Corte tedesca in qualche modo conferma pienamente la sua dottrina sull'ultra vires. Però dice questa cosa in più, parla della separazione dei poteri, perché dice sostanzialmente gli organi costituzionali, in particolare il governo federale e il Bundestag, godono di un margine di discrezionalità nel dare attuazione alle sentenze della Corte, e in particolare nel campo dell'integrazione europea. Perché? Perché gli organi costituzionali devono essere chiamati a rispondere in sede politica successiva a come partecipa il governo federale, la Germania più in generale, al programma di integrazione. Però, e qui secondo me sta il punto fondamentale, la Corte dice, ok, si possono legittimare anche successivamente gli atti ultra vires, però come lo puoi fare? Lo puoi fare solamente modificando i trattati. Devi modificare il diritto primario, quindi trasferendo ulteriori poteri a livello, ulteriori diritti sovrani a livello europeo. Se non fai questo, gli atti ultra vires non possono trovare applicazione in Germania. Quindi questa era solo una considerazione sulla separazione dei poteri di cui parlava, che mi pareva corretta, e anzi per la quale la ringrazio. Mentre la seconda è una domanda sulla rule of law. Lei precedentemente citava anche la distinzione tra rule of law e Stato di diritto. Questa è una domanda più in generale per chi voglia rispondermi. Il professor D'Orso prima ha evocato Jeremy Waldron. Jeremy Waldron, sostanzialmente parlando di rule of law, ci dice che è un cluster of ideals, e per lui evoca che cosa? Democrazia, tutela dei diritti umani e in qualche modo lo dice forse anche tutela del libero mercato. Ora, che ci sia la tutela del libero mercato non mi stupisce, visto l'approccio neoliberale che domina a livello europeo e forse anche globale. Il problema che mi pongo è quello relativo alla seconda parte della definizione, cioè tutela dei diritti umani. Cioè, che cosa intendiamo per tutela dei diritti umani? In particolare quello che vorrei chiedervi è: possiamo ricomprendere la tutela dei diritti sociali? Perché questa mi pare, riprendendo quello che dice Roberto Bin, è la distinzione tra Stato di diritto e rule of law. La rule of law rispetto al Stato di diritto è una nozione molto meno esigente, perché manca di questa dimensione sociale, del soziale Rechtsstaat di cui parla la dottrina tedesca. Quindi quello che vorrei chiedere è: l'attuale nozione di rule of law che cerchiamo di accogliere può ricomprendere i diritti sociali, e se no potrà in futuro farlo, o è una prospettiva impossibile? Ecco, solo questo, grazie. Grazie Andrea.
Vieni, visto che sei stata invocata, quindi sicuramente ti darei la parola per prima. Allora, grazie Andrea, è proprio con Andrea che si discuteva oggi a pranzo, insomma, del tema della separazione dei poteri. Allora, se la ricomprende o non la ricomprende, parto da questo profilo. Il pareggio di bilancio e i bilanci cosiddetti sani e virtuosi ci permettono di portare avanti politiche che rispettino i diritti sociali e li realizzino o no? No. Sufficientemente sintetico, cioè nel senso l'equilibrio di bilancio sì, quindi se passa la nozione, che non passa, di equilibrio di bilancio a livello dell'Unione, allora quella nozione a sua volta di rule of law europea permetterà anche che i diritti sociali in essa o di essa facciano parte. Se la linea è rigida sul pareggio di bilancio, allora i diritti sociali vengono tagliati fuori. Le due cose non si discutono mai contemporaneamente o talvolta soltanto, ma io credo che la risposta sia questa. Grazie a te. Grazie Andrea, se non c'era nessuno che voleva soggiungere qualcosa. Sarebbe un abuso. Un abuso di potere. C'era un'altra. Prego. Il professor Gobbo è disponibile alla risposta, solo che è temporaneamente da remoto, in una nuvola di fumo che lo avvolge. Prego. Non è una domanda, è un rilancio. Nel senso che io credo che dalle discussioni che sono venute fuori oggi e soprattutto dalle pieghe degli ultimi interventi, credo che ci debba stare un'ulteriore riflessione più generale, quindi invito Laura a rilanciare, e cioè il rapporto che il diritto europeo, la cittadinanza europea, il ruolo del diritto in Europa rispetto al problema dell'economia. Perché qui si gioca la partita fondamentale di identità europea, di differenza rispetto al pensiero liberale, virgolette, liberista, e il rapporto, se volete, tra Stato sociale, perché poi quello è l'effetto dell'ultima domanda, tra Stato sociale come Stato di diritto e governo dell'economia. Sono venute fuori due relazioni del pomeriggio molto dirette su questo, cioè qual è il rapporto per esempio con il liberismo della finanza. Ma l'Europa può avere lo stesso rapporto con la finanza che hanno gli Stati Uniti? È una domanda che io mi pongo. Può avere lo stesso rapporto che c'ha la Cina? Questi rapporti differenti influiscono sull'identità e sulla cultura giuridica. Ecco, io vorrei una giornata, Laura, che tu, rilanciando dedicassi con specialisti su questo problema. Cioè credo che non usciamo dal problema costituzionale, rapporto costituzionalità-identità, se non risolviamo, cioè se non mettiamo in cantiere la variabile economica. Aggiungo, attenzione che tutto il resto non c'è, ma l'euro c'è. Cioè l'Unione Europea economica c'è già, quindi il rapporto con l'economia diventa fondante di tutta la struttura giuridica e costituzionale dell'Europa. Cioè io non sono convinto che la Costituzione europea debba avere nei confronti dell'economia lo stesso rapporto che hanno gli Stati Uniti. Adesso non voglio porre problemi alla Piketty, ma insomma voglio dire, il problema è che c'è un pensiero europeo sull'economia che non coincide con quello degli Stati Uniti e tantomeno coincide con quello cinese. Cioè oggi sono questi i grandi problemi. Allora riusciamo ad uscire dal rapporto tra identità culturale, che è stato il tema di oggi, e la Costituzione e i diritti civili costitutivi dello Stato sociale, della civiltà europea nel senso di diritto civile anche, senza tener conto di come questi due elementi si rapportano con l'economia? Secondo me no. E allora, Laura, ci vuole un'altra giornata di lavoro.
Grazie al collega per questo opportuno richiamo, ma in effetti, devo dire la verità, Laura aveva già forse buttato le basi per questo, perché in effetti, no, onestamente però da quello che ho sentito, perlomeno Monica Bonini e Francesco Grisostolo e l'intervento di Andrea Conzutti dimostrano, tra le altre, che in effetti l'attenzione dei giuristi per l'economia c'è, quindi diciamo che qualche volontario per il prossimo convegno mi pare che l'hai già trovato, volendo. Ecco. Bene. No, dicevo, l'intervento di Sara che riprendeva il tema del pacchetto asilo e del tema della protezione internazionale, anche quello è un aspetto su cui non avevo mai riflettuto. Probabilmente è un aspetto di nicchia, tra virgolette, quello che hai individuato, cioè passare attraverso i profili procedurali, perché noi ci preoccupiamo della tutela dei diritti in generale, l'affermazione del diritto, però è difficile come dimostra la realtà in questi anni, da affrontare. Probabilmente vedere gli aspetti procedurali dove la violazione del principio di rule of law diventa innegabile, perché è la sua versione più classica anglosassone, quella leggera del concetto di rule of law che nessuno mette in discussione, che probabilmente potrebbe essere applicato anche alla procedura italiana. Non so, abbiamo tolto il doppio grado nel riesame delle domande di protezione internazionale. È vero che non c'è un doppio grado costituzionalizzato, ma è sufficiente una procedura dal punto di vista della... oppure come si chiamano, i GOT, quindi i giudici non togati quindi anche questa idea di ragionare degli aspetti procedurali collegati al rule of law nell'ambito della protezione internazionale è un'altra prospettiva d'analisi interessante per scavare su cosa significa poi concretamente il principio di rule of law. Grazie a tutti per la stoica presenza, nonostante quest'aria condizionata che ci facesse stare al fresco. Bene, a domani, grazie a tutti.